Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti a un altro appuntamento con Sveglia Trieste che vi terrà compagnia fino alle 10:15. Gli ospiti che saranno accanto a me, Arturo Governa di Azione dalle 8 alle 9 e poi Marcello Medau di Fratelli d'Italia dalle 9 alle 10:15 appunto. Leggeremo il Corriere della Sera Il Piccolo, vedremo alcuni servizi andati in onda ieri, aspettiamo le vostre telefonate allo 040 977 8910 e a svegliatrieste@tele4.it invece aspettiamo le vostre mail. Come sempre potete telefonare o inviare le mail quando abbiate desiderio. Cominciamo subito però come sempre con il meteo. Vediamo la situazione generale. L'anticiclone di origine africana continua a interessare il Mediterraneo, ma sulle Alpi oggi passerà un impulso più instabile. Vediamo le previsioni per la giornata odierna. Nella notte al mattino cielo variabile e non sono esclusi del tutto locali rovesci temporaleschi. Nel pomeriggio sera cielo sereno o poco nuvoloso su pianura e costa, variabile verso le Alpi, dove sarà possibile qualche isolato temporale di calore. Venti a regime di brezza, farà molto caldo specie in pianura di giorno e sulla costa di notte, temperature decisamente sopra la media anche in quota e a fondovalle. Per domani si prevede cielo sereno in genere o poco nuvoloso, sulla zona montana nel pomeriggio aumento della nuvolosità, con possibili isolati temporali di calore sulle Alpi, specie verso il Cadore. Temperature estremamente elevate, specie sulla pianura nel pomeriggio, nella notte al mattino Borino o Bora moderata, poi Brezza. Per lunedì invece cielo in prevalenza sereno, venti a regime di brezza, farà ancora caldo. La prima pagina del Piccolo è questa che adesso andiamo ad ingrandire. Subito sotto la testata a Ceuta in 60.000, 5 su 6 già rientrati, Meloni Schengen sospeso con Madrid. La nota di Renzo Guolo, immagini terribili che verranno usate dai partiti, poi c'è anche una nota sul fatto che Grillo si sia fatto risentire, orgoglio populista fuori dal tempo, scrive Massimo Panarari. Notti bollenti come ai tropici è il titolo centrale. L'ondata di caldo investe in pieno il Friuli Venezia Giulia, raggiunti 40 gradi anche sulla costa, da domani bollino rosso a Trieste, non c'è tregua fino all'8 agosto, emergenza AFA nei cantieri. Allora, il Piccolo, c'è una mappa dei telelaser che sono stati riaccesi a Trieste e poi, come potete vedere, la foto centrale è dedicata a Franco Baresi, che è scomparso ieri, capitano e ultimo libero. Morto anche Don Mazzi, con Exodus salvò migliaia di giovani soli e perduti, di questo poi parleremo. I fendenti della cartomante al meccanico triestino, era violento, avevo paura, il tentato omicidio di Teor, Dulcinati colpito da 3 coltellate, ora è fuori pericolo, l'avvocato sarà confusa e pentita. Poi in Piazza Goldoni rinasce la scritta Il Piccolo, icona di triestinità. Andiamo invece al Corriere della Sera, andiamo subito al titolo di apertura: migranti, una crisi europea, a Ceuta 50.000 arrivi e 48.000 rimpatri, Sanchez, Spagna sotto attacco, Roma sospende Schengen, dura replica di Madrid, rispettati i trattati, la solidarietà di Parigi e Londra. Anche qui il titolo centrale è dedicato a Franco Baresi, addio capitano, la leggenda di Franco Baresi, bandiera del Milan e del calcio italiano. Ancora. Già si parla, abbiate pazienza, già si parla di corsa al colle e grandi manovre. Chiunque vincerà l'anno prossimo dovrà poi trovare un'intesa con l'altra coalizione per l'elezione del capo dello Stato. Questo dice Dario Franceschini e commenta Francesco Verderami. Sembra di sentire Radio Londra, le trasmissioni radiofoniche che ai tempi della guerra diffondevano da oltremanica notizie in codice da decodificare. Allora, andiamo
ripristiniamo un attimo il Corriere, abbiate pazienza. Dov'è? Eccoci. Allora, vediamo subito le pagine successive, la prima del Corriere della Sera, che riguardano la situazione a Ceuta. Allora, senza cibo né acqua, la marea dei migranti abbandona Ceuta. Alcuni riferiscono che gli agenti marocchini indicavano la strada, andate per di là. Ceuta è un'exclave spagnola nel Marocco. Questa sarebbe appunto, se la inquadriamo ancora meglio, potete rendervi conto del luogo. Ancora, dunque, la traversata di Madi, zuppo e sorridente, da me non c'è lavoro, voglio vivere meglio. Sono di Marrakech, lo so che vi attira, ma viverci è diverso, noi sogniamo la libertà. Allora, l'8 luglio il Tribunale Supremo spagnolo ha deliberato che non si può applicare il rimpatrio immediato o a chi entra a nuoto a Ceuta o Melilla. Questa sentenza sarebbe tra le cause dell'ondata di migranti che si è abbattuta appunto sulla zona. L'Italia annuncia lo stop a Schengen, Madrid reagisce, rispettate i trattati, sospensione per un mese, Schlein e Conte all'attacco, poi c'è anche una nota della von der Leyen che insomma non abbiamo bisogno della von der Leyen per dire che quelle immagini sono inaccettabili. Allora Meloni, Ceuta dimostra che l'immigrazione clandestina fuori controllo è una minaccia per la sicurezza dei confini europei. Von der Leyen, non possiamo permettere a nessuno di entrare nell'Unione Europea senza rispettare le nostre regole. Macron, esprimo solidarietà alla Spagna, siamo pronti ad offrire ogni assistenza necessaria anche tramite Frontex. Adesso ci sarà qualcuno che subirà più controlli, dagli aeroporti ai traghetti, la stretta per i cittadini extra Unione Europea. Questo per quanto riguarda la decisione del nostro governo appunto di abolire Schengen, di interrompere Schengen con la Spagna. E qui invece c'è la ricostruzione anche politica, diciamo così, di quello che è successo. Sanchez indebolito dagli scandali, il fronte interno e la partita con Rabat, Popolari e Vox all'attacco si dimetta, i sospetti su un dispetto del Marocco, ma Sanchez dice sono leali. L'ambasciatore israeliano all'ONU, c'è una provocazione, la Spagna che non perde mai un'occasione per farci la lezione, dovrebbe invece spiegare finalmente al mondo perché abbia ancora delle enclavi coloniali in Africa. Però il Corriere della Sera fa i conti anche ai quelli che sono i problemi del Premier. Sanchez non ha più una vera maggioranza parlamentare, i catalanisti non sono più soci affidabili del governo, che infatti non riesce ad approvare un nuovo budget da anni. La moglie di Sanchez è stata rinviata a giudizio per traffico di influenza e corruzione, il fratello è condannato di primo grado per abuso d'ufficio. Alcuni esponenti di spicco del PSOE che erano nel cerchio stretto di Sanchez sono implicati in gravi scandali di corruzione. A giugno l'ex premier Zapatero, icona del Partito Socialista spagnolo, è finito clamorosamente sotto indagine per traffico di influenze, evasione fiscale ed altri presunti reati. E qui c'è questo aspetto affascinante. I finanziamenti, l'intelligence e i piani della destra statunitense, un'altra pista dietro l'assalto. Trump si è subito opposto da baluardo contro i clandestini. Allora, vediamo, in un'era geopolitica a propagazione immediata, ogni evento si trasforma in un test, a maggior ragione se l'attrito si registra lungo una fragile faglia di sistema. Nel caso dei migranti di Ceuta,
di fronte a Gibilterra, in uno dei pochi grandi stretti di mare ancora aperti senza condizioni alla frontiera fra un paese dell'Unione Europea e un africano a basso reddito che ha appena ricevuto 40 milioni di dollari dagli apparati militari e sicurezza degli Stati Uniti. Si sa che gli Stati Uniti ce l'hanno con la Spagna per l'atteggiamento del governo degli ultimi anni ed è insomma, affascinante questa rilettura. Allora, andiamo al piccolo e andiamo alle pagine immediatamente successive alla prima che parlano del caldo in Friuli Venezia Giulia, oltre 40 gradi anche sulla costa, notti super tropicali. A Cividale ieri il termometro ha raggiunto quota 40,1, a Gorizia 39,6, bollino rosso domani a Trieste, tra le città monitorate dal Ministero. La quarta ondata non concederà tregue almeno fino all'8 agosto. A Trieste, Lignano e Grado le minime non sono scese sotto i 25 gradi. Si valuta di giorno in giorno se riattivare il piano siccità che prevede limitazioni. Il rischio di contrarre malattie infettive è in aumento per le alte temperature, quindi insomma la situazione è veramente piuttosto seria. Poi cantieri edili operativi negli orari proibiti, pochi casi, ma è grave. Ancora, i Bermuda e gli infradito restano banditi dagli uffici, per fortuna, dal generale a Fincantieri la MIS si adegua alla stagione, ma resta imprescindibile il rispetto del bon ton, e posso dire ci mancherebbe altro. Generali, da lunedì avrà la maggior parte dei dipendenti smart working, il dress code in presenza è di tipo business. In consiglio regionale una circolare invita a evitare vestiario non conforme al decoro, il Comune di Trieste ha approvato un codice di comportamento. Riprendiamo la questione Ceuta, l'enclave allo stremo, le vittime salgono a 57, oltre 60.000 arrivi, migliaia già rimpatriati. L'Italia stop a Schengen, tutelare la sicurezza, tensione con Madrid. E c'è una nota del governo spagnolo che adesso ingrandisco. Per la Moncloa solidarietà ed empatia sono opzionali, il rispetto per i trattati dell'Unione Europea no. Allora, perché l'Italia ha sospeso Schengen? Le enclave spagnole in Nord Africa fanno parte dello spazio Schengen ma seguono un regime speciale. Ingresso agevolato per i residenti marocchini delle province vicine, controlli sistematici per chi lascia l'enclave verso la Spagna continentale o il resto dell'area Schengen. Allora, torniamo al Corriere della Sera. Soldati in Arabia, era noto, ma se servono spiegazioni torneremo in Parlamento, un'intervista con Crosetto. Titoli di Stato, fondi SAFE, gli investimenti non cambieranno. Il PD attacca, forzatura inaccettabile. Ancora politica estera, Trump intesa sul disarmo di Hamas, ma è già scontro sulle tappe per Gaza. E l'Italia firma la Pax Silica. Ancora con il piccolo, finalmente l'accordo su Gaza, comincia il disarmo di Hamas e intanto Trump frena sui missili Patriot per l'Ucraina. Fermiamoci un po' sulla pagina Istria, Quarnero, Dalmazia e Balcani. Allora, funivia del Monte Maggiore, mancano i fondi investitori, il progetto ora è in stallo. L'opera da 69 milioni mai partita, non ci sono cantieri all'orizzonte. Nel cimitero di Rovigno banditi lumini, ceri e candele per prevenzione antincendio. Ancora Rovigno, diga frangiflutti a Santa Caterina, si punta a chiudere il cantiere a maggio. Per quanto riguarda invece i Balcani, strage di Belgrado, pena ai genitori, la Procura Superiore ha presentato ricorso alla sentenza di primo grado chiedendo un inasprimento della punizione per i familiari dell'autore degli omicidi alla scuola a Ribnikar. Il profanatore di Medjugorje vuole stare in carcere, è bon. Ancora andiamo avanti e qui siamo alla
pagina della morte di Franco Baresi. Ci interrompiamo un momento, vediamo intanto se riusciamo a collegarci con la sala operativa della polizia locale, però io intanto in ogni caso comincerei a mostrare anche i servizi che abbiamo fatto vedere già ieri. Partirei da un'operazione della Guardia di Finanza di Udine che ha smantellato un'organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti. 49 le persone indagate, 32 le misure cautelari disposte dal GIP, 24 sono già state eseguite il 28 di luglio. Nella rete anche insospettabili professionisti. Il capo è un criminale di alta levatura sloveno in carcere all'estero per reati di droga e omicidio, ma tutta la rete dell'organizzazione di trafficanti e spacciatori di droga è italiana. La Guardia di Finanza di San Giorgio di Nogaro ha smantellato un gruppo di cui sono stati individuati e indagati 49 soggetti, più della metà raggiunti da misure cautelari disposte dal GIP di Trieste su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. L'indagine è originata nel febbraio del 2025, si è prorogata per tutto per tutto l'anno fino al suo epilogo, che è avvenuto con queste ordinanze di custodia cautelare che sono state eseguite adesso nel mese di luglio del 2026. Tra i coinvolti ci sono insospettabili e noti professionisti. L'indagine è ancora in corso. Le misure restrittive eseguite il 28 luglio nel blitz che ha visto in azione oltre 180 militari coordinati dalla Guardia di Finanza di Udine sono 24, di cui 9 custodie in carcere, 14 arresti domiciliari con braccialetto elettronico e un obbligo di dimora. In precedenza erano finite in manette già 8 persone, tutte con accusa di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Il GIP ha respinto alcune richieste di misura cautelare del pubblico ministero, per cui altri componenti del gruppo risultano indagati a piede libero, con ipotesi di reato meno gravi, quali il favoreggiamento. Le aree interessate dalle indagini sono comuni vari nelle province di Trieste, Gorizia e Udine, ma per lo più localizzate nella zona della Bassa Friulana, fino ad estendersi quindi fino a Lignano, soprattutto in determinati periodi quando c'è maggiore affluenza di cittadini, insomma per periodo estivo. L'indagine ha ricostruito un traffico di oltre 800 kg di stupefacenti e un giro d'affari stimato in decine di milioni di euro. Sequestrati 11 kg di hashish, 17 di marijuana, oltre 6 di cocaina tra bianca, rosa e nera, 1,5 kg di sostanze da taglio, 2 revolver, pistole a salve, 2 katane, un macete, una balestra da tiro, oltre a telefonini, SIM card e 4 scanner anti-intercettazione. I modelli a cui si ispiravano i più giovani dell'associazione erano personaggi di serie televisive che esaltano figure criminali, ovvero cantanti di musica trap che nei testi inneggiavano alla violenza, all'uso delle armi e all'assunzione di sostanze stupefacenti. Allora, il collegamento con la sala operativa della polizia locale c'è ed è con noi il vice ispettore Lorenzo Catanzaro, che saluto. Buongiorno ispettore. Buongiorno Bosazzi, a lei e tutte le persone in ascolto. Allora, intanto com'è andata la notte? Diciamo che sia la serata che la notte sono state costellate da vari sinistri e danni in giro. Per quanto riguarda il nostro operato, abbiamo rilevato un sinistro, prima ieri sera in via Baiamonti, all'incrocio con la via Svevo, che ha visto 5 veicoli coinvolti e un semaforo abbattuto, perché un veicolo di fatto le ha centrato. Questo ha richiesto ovviamente la sostituzione del semaforo e abbiamo dovuto, insieme ad Edison che si occupa di questo, abbiamo dovuto predisporre la chiusura e un po' di viabilità sul posto dell'impianto fino a circa le ore 22. In totale comunque 5 veicoli coinvolti ed è stato abbastanza lungo, ecco. Poi abbiamo avuto anche subito dopo in grande viabilità nel tratto tra la via Cabotto e Trieste, abbiamo avuto una caduta di motociclista che insomma ha avuto un po' di danni, è caduto e siamo intervenuti per il rilievo e ci sono stati comunque dei rallentamenti del traffico, poiché di fatto sulle 2 corsie una era completamente occupata, diciamo, dal teatro del sinistro. In seguito anche un po' spettacolare in via Cannaro, dove un veicolo risulterebbe aver transitato parecchio contromano, finendo alla fine nel cantiere, nel tratto interessato dei lavori con restringimento di careggiate, c'è finito dentro, quindi siamo dovuti intervenire, insomma,
anche fatto un ripristino di parte del cantiere, poiché è stato parzialmente danneggiato. Successivamente c'è stata un'altra caduta di motociclo all'altezza del Sesto Topolino, ma se ne sono occupati i carabinieri e curiosamente successivamente in Corso Italia un motociclo si è scontrato proprio con una gazzella dei carabinieri all'altezza di Largo Riborgo e siamo intervenuti noi per il rilievo e diciamo che sia i carabinieri sia il motociclista alla fine sono andati a Catinara per accertamenti. Ho capito. Due eventi più particolari, più che incidenti, se vogliamo, delle disattenzioni da parte di automobilisti hanno portato a veicoli senza freno a mano che si sono mossi autonomamente. Uno è successo su a San Giovanni, in Viale Cave, dove un veicolo ha urtato, finendo poi in un fosso, ha urtato un motociclo e un altro veicolo in sosta, e una cosa simile anche in Largo Barriera nella notte, urtando sempre un motociclo. In Largo Barriera, che però è piano. Sì, doveva essere, credo, dal lato di Via Pondares, credo sia stata una cosa, se ho visto bene. Ho capito, sì, è finito in Largo Barriera, sì, giusto. Sì. Per l'agenda, e qua dovrebbe essere abbastanza, per l'agenda odierna comunque non ci sono grandi cose, invece abbiamo, per quel che so, c'è il campo sportivo comunale di Borgo San Sergio in via Petracco, dalle 19 a mezzanotte ci sarà una manifestazione di pugilato dove sono previste circa 300 persone. E abbiamo in Campo San Giacomo il collettivo La Murga Inevitabile si ritrova con una manifestazione con anche amplificatore, sono previste una cinquantina di persone. Okay. Detto ciò, per il resto ricordiamo la viabilità modificata sulla via del Viano, ci saranno comunque pattuglie nostre che faranno monitoraggio della zona, la chiusura del primo tratto di via commerciale. Per quel che riguarda Galleria Carso, al momento è aperta in ambo i sensi, dovrebbero esserci ancora 2 chiusure nelle notti tra il 3 e il 4, il 4 e il 5, ma solo in orario notturno per il completamento delle prove del sistema antincendio. Ancora una cosa. Al momento, mi dica. Le chiedo ancora una cosa, ce lo segnalavano anche ieri i suoi colleghi, e in questi giorni bisogna fare molta attenzione anche ai divieti di sosta, diciamo così, in occasione di anche riprese cinematografiche, cinematografiche, sì. Anche oggi in particolar modo, ma penso questo l'ha detto il collega Gurtner ieri, siamo già impegnati in questo momento per quel che riguarda Piazzale Europa, quindi davanti all'università. Ecco. E anche là ieri i colleghi hanno operato anche oltre orario e adesso da quanto so sono rimasti una quindicina, ventina di veicoli che sarebbero da rimuovere questa mattina, per cui eventualmente chi avesse il veicolo ancora in sosta lì sarebbe il caso che le andasse a spostare, altrimenti opereremo noi nella mattinata. E se no deve andarselo a recuperare altrove e non è piacevole. Sì, inevitabilmente questo sì. Allora, ispettori... Non avrei altre cose, nel caso gli aggiornamenti al collegamento dell'ora di pranzo. Grazie ispettore Catanzaro, buona giornata e buon lavoro. Buona giornata, buon lavoro a voi, saluti. Allora, fate attenzione appunto ai divieti di sosta temporanei, perché effettivamente se poi dopo la vostra automobile deve essere rimossa, non costa poco andarla poi a recuperare, quindi fate attenzione. Allora, eravamo arrivati al piccolo per quanto riguarda la pagina della morte di Franco Baresi, ce ne occupiamo con il Corriere della Sera. Allora, totem dell'Italia, eroe di un Milan piccolo e poi imbattibile, le origini contadine, la lettura del campo. È stato il miglior libero del nostro calcio, il fuoriclasse che anche Agnelli voleva, già malato portò la torcia con Bergomi. Esordisce nel Milan in prima squadra nel 1978 a soli 17 anni e già nel 79 conquisterà lo scudetto della Stella. Il fratello di Baresi, Giuseppe Baresi, era capitano dell'Inter e diventeranno 2 bandiere della squadra. Qui vedete Maradona indossare la maglia numero 6 di Baresi alla fine di una partita. Maradona definì Baresi il miglior difensore in assoluto. Franco Baresi era nato
ha travagliato l'8 maggio del 1960, i funerali martedì 4 alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio. La Camera Ardente sarà in forma privata. Cresciuto nelle giovanili del Milan, ha esordito in prima squadra in Serie A il 23 aprile del 78, appunto contro il Verona. L'anno successivo fu protagonista del 10° scudetto della storia del club, diventato capitano del Milan a 22 anni dopo la conquista del Mondiale con l'Italia. Ha indossato la fascia rossonera per 15 stagioni consecutive, ha vestito la maglia del Milan 719 volte, 33 gol, in rossonero ha vinto 6 scudetti, 3 Coppe dei Campioni, 2 Intercontinentali, 4 Supercoppe italiane, 2 Supercoppe UEFA. C'è un'intervista con Galliani, quel piscinin che trattava con Berlusconi, e Galliani dice solo lui poteva farlo. Quando poi scompare un personaggio come Franco Baresi, la cui integrità sportiva e morale era massima, le testimonianze tornano a farci incontrare gli altri campioni che hanno giocato con lui. Per esempio in questo caso c'è anche Daniele Massaro. Andiamo ancora addirittura a Beckham, i nostri pensieri vanno alla famiglia, che giocatore, che uomo, quando ero bambino era una delle mie figure preferite. Del Piero, grazie Franco per quello che ci ha insegnato sul campo e fuori, con la tua leggendaria carriera, una bandiera è per sempre. Qui è con Gullit, qui con Sacchi, che è la Coppa Intercontinentale. Questa invece è l'immagine del 1997, il giorno dell'addio al calcio. Il Milan ha poi ritirato la maglia numero 6 e questa immagine si riferisce allo scorso febbraio, quando fu Tedoforo alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina assieme a Bergomi. Qui è con Gullit e con Rijkaard, altri campioni. Poi l'articolo ricorda anche che i 3 fratelli Baresi, c'era anche una sorella, hanno perso i genitori presto, quindi la sua è anche una storia, come dire, non voglio dire di riscatto sociale, ma comunque anche di forza, di tante cose. L'architetto degli invincibili che difendevano attaccando, il regista che rivoluzionò il ruolo del libero e trasformò il fuorigioco in un'arma. Beckenbauer ricordava, era stato ribattezzato Kaiser Franz per l'eleganza che ricordava Beckenbauer. Poi c'è un'intervista con Filippo Galli, era il più forte di tutti anche a briscola in ritiro, bastava un'occhiataccia, capivo di aver sbagliato, lavoratore modello, tra lui e Sacchi un'intesa unica. Qui c'è una ricostruzione, un leader in nazionale, dava l'esempio senza parlare, non si tirava mai indietro, dal dualismo con Scirea nel Mondiale 82 alle lacrime di Pasadena. Si ruppe il menisco contro la Norvegia, dopo 25 giorni giocò la finale contro il Brasile, era tra i punti fermi della nazionale di Vicini, sconfitta dall'Argentina in semifinale a Napoli. Intelligenza tattica, velocità, carisma, un regista arretrato, capace di avviare l'azione e spesso anche di chiuderla, un giocatore a tutto campo, con la maglia fuori dai pantaloncini e il numero 6 sulle spalle, è stato la guida di Rossi, Tassotti, Costacurta e Maldini. La difesa invincibile che ha scritto imprese assolute. Con la sua semplicità conquistava chiunque, impossibile trovare un compagno che parlasse male di lui, non amava le celebrazioni, il campo di calcio, la sua casa. Tra l'altro bisogna dire anche che il Milan, in segno di omaggio, ha ritirato la maglia numero 6. Qui c'è anche, lo potete vedere, la pagina di condoglianze appunto del Milan all'interno del Corriere della Sera.
E qui ancora testimonianze, anche degli altri giornali, il New York Times, il Guardian, l'Equipe, Marca. La leggenda celebrata dal mondo: Maldini mi ha sempre protetto, Cardinale, che il presidente del Milan rappresentava il rossonero. Scaroni continuerà ad essere la storia del Milan. Malagò ha fatto visita alla moglie e ai figli. Cairo e il Toro, commozione e tristezza. E poi qui c'è anche la storia, la storia più privata, con la testimonianza appunto di Daniele Massaro, che è un altro grande, di un altro grande campione del tempo. Andiamo un attimo avanti e qui c'è un altro argomento che a questo punto però riprenderemo dopo la pubblicità. Allora, continuiamo la lettura del Piccolo e del Corriere della Sera. Vi ricordo quelli che sono gli ospiti che saranno con noi: Arturo Governa di Azione dalle 8 alle 9 e Marcello Medau di Fratelli d'Italia dalle 9 appunto fino alla chiusura della nostra trasmissione alle 10:15. Vi ricordo anche, sapete, 040 977 8910 è il numero di telefono cui intervenire, svegliatrieste@tele4.it è l'indirizzo di posta elettronica. Aspettiamo le telefonate e le mail, quando volete potete scrivere o telefonare. Allora vediamo anche se il Corriere della Sera sicuramente, ma volevo vedere come si occupa della morte di Don Mazzi, lo vedremo casomai più avanti. Dal cantiere Vittorio all'eolico, report, i servizi sotto la lente della RAI, l'audit sul caso Ranucci, al centro l'ipotesi di reportage nati da impulsi esterni. I fatti dicono il contrario, Lotito e i timori dentro a Forza Italia di una rivolta nelle urne della tifoseria laziale. Trump retromarcia sui Patriot, questo valanga in Pakistan sugli alpinisti, tra i dispersi il recordman degli 8000, Nilmar Puria era capo della spedizione di 10 persone sul Broad Peak, recuperati 4 corpi. Eccolo qua, allora addio a Don Mazzi, il prete ribelle, passo il testimone ai giovani. Diceva Messa nella sala prove, perdo un padre, dice Mara Venier. Insomma, dai politici agli artisti, l'omaggio trasversale, il ricordo di Mattarella, impegno coraggioso. Qui lo vediamo con i City Angels durante una messa di Natale, con il sindaco di Milano Beppe Sala, durante una messa con Don Ciotti, con Morgan, e ci sono, il sindaco di Milano dice, ha sempre rappresentato quell'anima di Milano attenta al prossimo. Abbiamo avuto confronti anche accesi, è stato un uomo grande, dice Salvini. Tutte le volte che ho bussato alla sua porta mi ha offerto ospitalità, scrive Renato Zero. La mamma di una ragazza salvata, lo piango, le tese una mano. Scossa di 4,7 a Napoli, paura e feriti, crollano 2 edifici disabitati. Campi Flegrei, il terremoto più forte degli ultimi 40 anni, tutti in strada e quartieri al buio. Danni al molo di Pozzuoli non agibile, sospesa anche la circolazione ferroviaria, attivata l'unità di crisi, la Premier Meloni in contatto con la protezione civile. Messina, ha trovato morto un disperso, si scava ancora tra i resti del palazzo, mia madre non doveva essere qui. Andiamo avanti con il Piccolo e parliamo, visto che c'è un servizio, anche dell'accoltellamento verificatosi in Friuli.
Oggi alle 9 l'udienza di convalida per quel che riguarda l'arresto della donna di 35 anni accusata di tentato omicidio e indagata per aver accoltellato il suo ex fidanzato mercoledì sera a Driolassa, frazione di Rivignano Teor in provincia di Udine. Un ragazzo che gridava aiuto e sono subito andato in strada e mi sono trovato un ragazzo in mutande sanguinante. Il drammatico e lucido racconto di Gabriele, una delle persone a soccorrere 44enne meccanico triestino colpito da più fendenti da parte della sua ex Chiara Comand. L'uomo riverso a terra in un lago di sangue nel piazzale esterno l'abitazione della ragazza e le villette circostanti. Le urla disperate, le grida di aiuto. E siamo intervenuti io e il mio vicino e abbiamo chiamato subito il 112 e poi sono venuti anche gli altri, il resto dei vicini. È stata una scena veramente, diciamo, fuori dal comune, no? Sì, diciamo non capita tutti i giorni, purtroppo sì, una scena un po' così, anche perché appunto me lo sono trovato davanti tutto sanguinante. Con lui mamma Francesca, attivata subito assieme alla sorella, quest'ultima operatrice sanitaria che per lo strano gioco del destino si trova proprio in strada nel momento esatto in cui si consumava la furia di Chiara. Attimi, secondi interminabili, tempismo e sangue freddo, decisivo per salvargli la vita. Ma cosa fosse accaduto era sempre sul detto di lui, del Christian, che ci diceva mi ha accoltellato, quindi noi non sapevamo, sicuramente insomma non è che conosciamo neanche i signori più di tanto e quindi abbiamo fatto quello che insomma istintivamente si fa in un soccorso. A volte, maggior parte dei casi, la gente sta lontana, avvisa i soccorsi, fa il video. Voi invece avete avuto subito l'istinto, no, per intervenire? Sì, anche perché insomma si ha anche un po' di ansia, no, a intervenire, insomma non tutti sono preparati, anzi siamo impreparati a queste vicende, però insomma penso che abbiamo fatto tutto il possibile, ecco, di quello che si poteva fare. Il giorno dopo anche il sindaco di Rivignano Teor, Fabrizio Mattiussi, cerca di esprimere al nostro microfono il sentimento di una comunità ferita e colpita da questa drammatica vicenda, ma al tempo stesso senza scendere nei facili commenti tipici davanti a certi fatti di cronaca. La comunità è rimasta scossa proprio per l'efferatezza forse, oppure anche per la normalità con cui è stato perpetuato, perché così dare 3 fendenti con un coltello, ho letto dalle cronache, di 20 centimetri, ce ne vuole, insomma, ecco, quindi alla fin fine ecco perché rende ancora più scossante o perplessa la cosa, questo sì. Allora, siamo arrivati alle pagine di Trieste, alle pagine di cronaca triestina del Piccolo. Ferroviario e CRA l'accesso difficile, così rischiamo di restare isolati. Appello al Comune sostenuto dai consiglieri di Adesso Trieste. Vediamo allora il servizio. Il problema è appunto l'accesso all'ingresso dei 2 stabilimenti balneari che è diciamo così problematico per via di una serie di lavori. Questo problema che riguarda soprattutto chi si reca in macchina al ferroviario o al CRAL potrebbe anche complicare la vita per quelli che raggiungono i 2 stabilimenti balneari attraverso i mezzi pubblici. Come entriamo qui? Col delfino verde? O con l'elicottero? Perché altre soluzioni non ci sono. Insomma, non c'è pace per il bagno ferroviario e per il Crale. Alle problematiche collegate alla messa in sicurezza dopo la mareggiata del novembre 2023, per fortuna risolte, se ne è aggiunta una nuova che riguarda l'accesso agli stabilimenti. In occasione dei lavori ai sottoservizi di Porto Vecchio Porto Vivo che serviranno alla cittadella dello sport e che riguardano la zona adiacente il parcheggio TCC, era stata ventilata la possibilità di aprire un passaggio per arrivare all'ingresso dei 2 storici bagni. Il cantiere ha progressivamente invaso altre aree, impedendo
molto spesso l'accesso ai mezzi di soccorso, ai disabili, e di fatto noi non abbiamo un solo parcheggio nel giro di 500-600 metri per i disabili, non abbiamo il passaggio per i boveto e recentemente mi è stato riferito dal cantiere che ci avrebbero tolto anche il passaggio da Viale Miramare numero 30, fermate degli autobus 6, 36 e 20 per le persone che vengono con gli autobus perché devono allargare lo scavo. Attualmente dunque chi volesse raggiungere il ferroviario e il CRAL in macchina dovrebbe imboccare una strada parallela al parcheggio che in sostanza parte dal centro congressi e che comunque incrocia ugualmente il cantiere e percorrere a piedi un ulteriore, seppur minimo, tratto di strada interessato dall'asfaltatura. I cantieri di Portovecchio non possono assolutamente compromettere l'operatività di due spazi importanti che devono continuare la loro attività a prescindere da quelli che sono i progetti di valorizzazione o di recupero dell'area. Adesso Trieste, che questa mattina in una conferenza stampa ha reso pubblica la situazione di disagio, ha preso in mano ancora una volta la questione che di fatto è anche una questione politica. Abbiamo chiesto un sopralluogo proprio per rendere conto appunto della situazione attuale nell'area, lo avevamo chiesto anche l'altro anno per problemi analoghi, è stato convocato con 8 mesi di ritardo, quest'anno lo abbiamo richiesto a inizio giugno, ancora non abbiamo notizie sulla sua convocazione, ci auguriamo che la cosiddetta pausa estiva del Consiglio Comunale non impedisca appunto al Consiglio stesso di occuparsi di problemi urgenti, problemi che andrebbero risolti entro la fine della stagione balneare. Allora, il Piccolo riporta anche la risposta dell'assessore Lodi. Fino al 4-5 agosto la situazione rimane immutata con accesso dalla fermata bus. A seguire verrà aperto un ulteriore collegamento dal parcheggio ai bagni. A settembre ci potranno essere eventuali interruzioni di uno dei due collegamenti in relazione all'avanzare del cantiere, ma di breve durata. I disabili avranno sosta ad hoc in un'area che stiamo realizzando nel parco lineare tra il parcheggio TCC e la zona sportiva. Allora, torniamo. Gettata di cemento sul Ponte Bianco, completato un terzo dei lavori previsti. La storia dell'Oide triestino conquista la navigazione digitale, il progetto del Museo del Mare finanziato con 99.000 euro dalla Regione. Ieri è stato proiettato il docufilm sul battiscafo Trieste nel ricordo di Giorgio Rossi, perché sapete come si chiama, il progetto di riportare il battiscafo, la copia del battiscafo a Trieste era stato uno dei progetti cari all'assessore. Qui c'è una polemica sull'acquisto dell'archivio Levier, si sollevano dubbi sulla spesa sostenuta dal Comune e qui si fa anche un po' la storia delle ultime acquisizioni da parte del Comune. Chiedo scusa, andiamo avanti. L'università introduce le nuove sale studio dedicate ai gruppi, investimento da 1 milione dedicato a aule e spazi didattici, con banchi e lavagne disponibili anche dispenser dell'acqua, bollitori e calcio balilla. Prevedere l'evoluzione dei tumori, lo studio del team di Caravagna. Poi da via Svevo a Rozzol, così i siti dismessi attirano sbandati e senza tetto. Tema sicurezza nelle aree abbandonate in primo piano dopo l'ultima aggressione. E questo è logicamente è un problema, assolutamente, lo diciamo da parecchio tempo, no? Che non si possono lasciare le strutture in queste condizioni, perché sennò è logico che vengono, come dire, prese di mira da malintenzionati e così, insomma. Allora, c'è molta cronaca da farvi vedere e partiamo da una tentata rapina in Viale 20 Settembre, adesso c'è anche la tecnica dello spray al peperoncino che appunto è stata usata in questa circostanza.
Ancora un'aggressione, ancora con lo spray al peperoncino, ancora protagonista un Maranza. Questa volta la bomboletta, ormai reperibile in molti negozi e farmacie, è stata utilizzata per tentare di rapinare un 35enne. L'episodio è avvenuto alle prime luci dell'alba in viale 20 settembre, all'altezza del civico 37. L'aggressore, un minorenne di origine straniera, si è avvicinato alla vittima e gli ha intimato di consegnargli il portafoglio. Questi si è opposto. Quindi il Maranza l'ha aggredito con lo spray urticante, spruzzandogli la sostanza sul viso. Il 35enne però è riuscito a reagire e a mettere così in fuga il giovane. L'uomo ha chiamato la polizia e la questura ha inviato una volante sul posto. Sul luogo dell'aggressione anche il 118 per assistere il malcapitato. Gli agenti hanno raccolto la testimonianza della vittima, che indicava l'aggressore come giovane, alto circa 1,80 m, capelli ricci, magro, con addosso una camicia gialla. Subito sono scattate le ricerche. Il sospettato è stato rintracciato poco distante dal luogo dell'aggressione. Accompagnato negli uffici della questura, il Maranza è stato denunciato per tentata rapina. Ancora cronaca, furto alla Coop di Largo Barriera, ruba la cassa custodita nell'ufficio del direttore, bottino 2.000 euro, caccia un giovane di origine straniera, indagano i carabinieri. Ennesimo furto ai danni di un esercizio commerciale a Trieste. Questa volta è stato colpito il supermercato Coop di Largo Barriera. Rubata la cassa. In pieno giorno era custodita nell'ufficio del direttore. Si aggirava tra gli scaffali fingendosi cliente. Ha approfittato di una momentanea assenza del direttore per entrare nel suo ufficio e rubare la cassa. Un bottino da circa 2.000 euro. L'episodio è avvenuto alle 13:30 di ieri, ma la notizia è emersa solo nelle ultime ore. È stato il personale del supermercato a lanciare l'allarme chiamando i carabinieri. Arrivati sul posto, i militari dell'Arma hanno raccolto le testimonianze dei dipendenti del supermercato. Il ladro è descritto come giovane, probabilmente minorenne, di media statura e di carnagione mulatta. Acquisite anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza del supermercato e di quelle pubbliche presenti in zona. In corso le ricerche dei carabinieri. Ne abbiamo parlato ieri, siamo alle pagine del territorio, lavori del Fugnan rallentati dalla posa dei sottoservizi. Il sindaco di Muggia Polidori ha contattato i responsabili dell'Enel, hanno assicurato che l'intervento riprenderà lunedì. Vediamo. Posso dire che ad oggi in un cantiere dove tutte quante, soprattutto l'impresa, devo dare veramente un plauso all'impresa che sta facendo lo scavo, che si è portata veramente molto avanti e stanno lavorando in maniera seria, c'è un grosso problema per quanto riguarda l'Enel, ovvero l'impresa che fa i lavori per l'Enel, per i sottoservizi, perché oltre a problematiche dovute a allacciamenti fatti male, ma c'era anche il caldo, ricordiamo il periodo in cui c'erano tanti guasti anche, no? che sono stati subiti in varie parti di Muggia. A quest'oggi siamo in ritardo a causa di questo rallentamento negli interventi di Elecnord, che è il braccio armato, diciamo, dell'Enel, sui quali sto facendo degli interventi di pressione continua nei confronti del committente, che è l'Enel stesso. Noi ci rapportiamo con l'Enel, che sta cercando ovviamente di ovviare a questi inconvenienti. Anche l'Enel subisce questi ritardi e questi disservizi, ma che stanno causando problemi per quanto riguarda la riapertura di Via Roma. Via Roma saremmo pronti anche ad asfaltarla in breve tempo, ma c'è ancora questa chiusura dei lavori da parte di Elecnord che ha tergiversato fino adesso. Io ho detto basta, perché abbiamo deciso che se va avanti così si cominceranno a pretendere penali sul cantiere. E ultimo ma non ultimo, ho parlato anche con il prefetto, gli ho detto facciamo una diffida, lui è disposto anche nel momento in cui gli dovessi mandare una richiesta, una situazione di quelli che sono le problematiche, perché stiamo mettendo sotto scacco la viabilità di Muggia, quindi non è una questione di poco conto. Il prefetto è pronto a mandare una diffida all'Enel. Allora, per quanto riguarda le pagine di spettacolo del Corriere della Sera, c'è questa notizia: un giorno da pecora, fuori Cucciari, la conduttrice non tornerà nella storica trasmissione di Radio 1, al suo posto Nancy Brilli. Questo è quanto è emerso sfogliando i nuovi palinsesti radiofonici della RAI.
Cucciari aveva preso una pausa programmata dalla trasmissione per concentrarsi sulla realizzazione di un film, le cui riprese dovevano iniziare a maggio. Cucciari aveva assicurato ai suoi fan che sarebbe tornata ai microfoni della trasmissione radiofonica per la sua ripresa autunnale. E questa era la sua intenzione, ma nei nuovi palinsesti radiofonici il suo nome non c'è, mentre appare appunto quello di Brilli. Io devo dire la verità, vabbè, insomma, lasciamo perdere. Chiedete a Maura Catalan di Geppi Cucciari, chiedete a Maura Catalan del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. C'è una proteste contro la nomina di Silvia Calandrelli a presidente dei David di Donatello. Il David Donatello è considerato, figuriamoci, l'Oscar italiano. La presidente finora era Piera De Tassis, adesso si cambia, ma insomma, il metodo non convince più d'uno. Andiamo alla pagina di sport del Corriere della Sera. Inter, missione Jones, Leao, apertura turca, gli obiettivi nerazzurri, il centrocampista è Romero, Napoli avanza Gatti, prima opzione per la difesa. Italia tuffi di gloria, un oro che sa di futuro con la regina Pellacani. E qui siamo arrivati già alla fine del Corriere della Sera. Fine del Corriere della Sera, dove, pagine finali del Corriere della Sera, dove Aldo Grasso parla di report, quando un format diventa un feudo televisivo. Non abbiamo tempo per leggere tutto il pezzo, però come sapete attorno a come si chiama, attorno a report c'è più di un attacco, come un attacco alla gestione fallimentare a suo detta della Startec, che è stato lanciato ieri dal presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti, che ha commentato appunto la crisi della Startec. Ma questo ormai è nei fatti, questo è nei fatti. Io sono già alla pagina 2 del libro, quindi la pagina 1 per quello che mi riguarda è archiviata. Il presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti, non risparmia critiche alla proprietà della Startec, una gestione fallimentare da lasciarsi subito alle spalle. Oggi la notizia dell'erogazione di 500 euro ai lavoratori del sito produttivo e si confida sul rinnovo degli ammortizzatori sociali. La rabbia dei dipendenti però è tanta, dai ritardi sugli stipendi all'assenza di risposte sul futuro dell'azienda, mentre sale l'attesa per il grande corteo di protesta che sfilerà a Trieste nel mese di settembre. La Startec è una storia curiosa, questa storia della Startec. C'è stato questo imprenditore che si era accreditato come il salvatore della patria, che aveva dichiarato di avere relazioni internazionali importanti sul piano tecnologico, poi tutto questo man mano è svanito. Quindi bisogna mettere un punto a capo, ricominciare avendo la consapevolezza che abbiamo a che fare con 300 persone, 300 famiglie che vanno salvaguardate assieme alle loro importanti competenze. Allora, pagina sportiva del Piccolo, ce ne siamo occupati anche noi ieri con un titolo, Trieste al Palarubini, l'intesa è più vicina, confronto serrato tra la società, il comune e la regione, dialogo improntato a una reciproca disponibilità, consapevoli che squadra e tifosi sono patrimonio di tutti. C'è stato un comunicato insomma, del comune, della regione e della squadra, che lascia intravedere la prospettiva che il tutto in qualche modo si risolva. La dichiarazione appunto congiunta dice ricerca costruttiva per trovare un accordo che tuteli gli interessi di tutte le parti. Appare ormai accantonata la possibilità di disputare le gare al Pala Bigot.
Allora, chiudiamo questa prima parte di Sveglia Trieste con un estratto dall'intervista di Giulio Camber, andata in onda a Ring l'altro ieri. Era una puntata speciale in cui Camber ha parlato fra i molti argomenti, anche delle prossime elezioni comunali, indicando 2 nomi del tutto inattesi per la corsa a sindaco. Chi meglio dei giornalisti seri, non con questo dico che i giornalisti non siano seri, però ci sono alcuni più informati, altri meno informati, alcuni più sul pezzo, altri meno sul pezzo. Il ragionamento di Giulio Camber per individuare o forse suggerire un candidato sindaco di Trieste parte da questo ragionamento. Ieri, durante una puntata speciale di Ring con Ferdinando Avarino, il senatore ha pure indicato un paio di nomi, sottolineando per entrambi anche l'importanza delle relazioni internazionali che essi, a livelli differenti, hanno intessuto negli anni. Se devo pensare a Trieste, io vedo per esempio 2 nomi. Il capo di gabinetto di Federica, un giovane, molto giovane, Petiziol. Se poi posso pensare a un altro nome, io ho sempre avuto questa fissa da tanti anni, questo si chiama Fausto Biloslavo. Per la corsa per la poltrona di sindaco di Trieste, cui Camber iscriverebbe anche Tommaso Cerno e Toni Capuozzo, non si potrebbe comunque prescindere dall'ipotesi, a suo dire ancora possibile, di un terzo mandato a guida della regione per Massimiliano Fedriga, ipotesi che potrebbe aprire scenari imprevedibili anche per i comuni. Quando lui dice c'è ancora una possibilità. Vediamo, io sono convinto che il vediamo valga. È altrettanto vero che nel momento in cui facessero una legge di questo genere dovrebbero anche abbattere il discorso del numero limitato di mandati ai sindaci. Lo sguardo di Giulio Camber però si posa anche sulle elezioni politiche, per le quali più volte lo ha precisato ieri, è doveroso sottolineare al momento l'incertezza in merito al sistema elettorale. E per quel che riguarda una possibile alleanza del centrodestra con le truppe di Roberto Vannacci, il senatore non chiude preventivamente alcuna porta. Però nel parlare di cose che non sappiamo e di dire mai con questo, sempre con quello, eccetera. Cioè piano a dire una cosa del genere. Piano e bene, perché oggi come oggi Vannacci è un soggetto che vale circa il 10%. Allora, ci fermiamo per la pubblicità, poi sarà con noi il primo dei nostri ospiti, che è Arturo Governa di Azione. Sapere, quindi. Allora, eccoci in compagnia del primo dei nostri ospiti, Arturo Governa di Azione, segretario provinciale, se non sbaglio. Segretario comunale. Segretario comunale. Grazie per essere tornato nei nostri studi. 040 977 8910 è il numero di telefono, svegliatrieste@tele4.it è l'indirizzo di posta elettronica. Io direi, prima di affrontare eventualmente gli argomenti che ci verranno suggeriti dai nostri telespettatori, torniamo su un'iniziativa che Azione ha presentato questa settimana, qualche giorno fa, che è una sorta di, come possiamo dire, riconsiderazione, adesso non mi viene in mente un altro termine, per il mercato coperto di via Carducci. Sì, il termine mi sembra più che proprio e corretto, riscoperta. Rivalorizzazione. Quel che è certo è che il mercato coperto merita, secondo noi, un destino migliore rispetto a quello che questi ultimi anni gli hanno riservato. Come abbiamo avuto modo di dire nel corso dell'incontro con la stampa, nel tempo si sono fatte e lanciate le più svariate ipotesi, alcune anche molto impegnative sotto il profilo finanziario, sotto il profilo dell'impatto sull'infrastruttura, addirittura ad un certo punto si era ipotizzata la cessione ad una catena di supermercati, ipotesi che fortunatamente non è andata in porto. Quel che resta è sostanzialmente il nulla in termini di interventi concreti che siano stati fatti per dare valore ad una struttura che
che di suo già dal punto di vista architettonico potrebbe rappresentare un'attrattiva da un punto di vista dell'infrastruttura e come contenitore. Quel che manca è il contenuto, perché nel corso degli anni si è assistito ad una sorta di desertificazione un po' degli spazi interni per svariate ragioni e non necessariamente per delle responsabilità specifiche. Quello che però oggi andrebbe fatto è, dal nostro punto di vista, per il valore che quella struttura ha, è ripartire da quelle che potremmo definire delle premesse di base, cioè immaginare, come noi abbiamo proposto, che il mercato coperto abbia una guida ad hoc, una figura dirigenziale che se ne occupi in termini molto più concreti ed efficienti di quanto si è fatto fino ad oggi, che faccia il lavoro di un manager nella ricerca di soggetti che possano essere interessati a occupare quegli spazi, a immaginare attività nuove da poter portare avanti dentro i locali del mercato coperto, quindi parliamo di attività di piccola ristorazione, ma anche di eventi e di intrattenimento che possano rappresentare una continua alimentazione delle presenze all'interno di quegli spazi. E da questo punto di vista crediamo che le soluzioni siano davvero di facile attuazione, perché il Comune può istituire questa figura, dotarla chiaramente di un budget, dare degli obiettivi da raggiungere nel breve, modificare, perché no, ed è necessario farlo, i regolamenti che attualmente governano quella struttura, e quindi orari di apertura più lunghi per consentire che ci siano, oltre l'attività di rivendita mattutina, ci siano poi nel pomeriggio o alla sera delle attività diverse, aperitivi, cene e per l'appunto delle manifestazioni che siano in grado da un lato di promuovere le eccellenze del territorio sotto il profilo enogastronomico, mettere in rete quei soggetti che anche sul territorio sono in grado di dare valore a quelle eccellenze e diventare così un luogo utilizzato dai cittadini, ma chiaramente per la stagione particolare che stiamo vivendo nei confronti del turismo diventare un nuovo attrattore per anche perché come dire, in altre città, segnatamente non so, Firenze, Bologna, ma anche, se non ricordo male, credo Modena, eccetera, c'è una tradizione dei mercati, come dire, come dovrebbe essere quello di Trieste, che diventano anche luogo dove incontri i turisti. Assolutamente, io credo che da questo punto di vista buoni esempi e modelli in Italia, e non solo in Italia, non manchino. Trieste, devo dire, parte con un vantaggio notevole, perché, ripeto, c'è una struttura che ha un suo valore sotto il profilo storico e architettonico, c'è una storia alle spalle di quel mercato che dovrebbe essere recuperato come, ripeto, luogo di incontro, e oggi come capacità di essere vetrina per le numerose eccellenze del territorio. Basta un minimo di volontà politico-amministrativa per mettere in moto poi tutto quello che secondo noi verrà da sé. Sentiamo la prima telefonata, buongiorno. Sì, buongiorno ragazzi, mi scuso se cambia un attimo l'argomento. Non c'è problema. Allora, io ieri mattina ascoltavo la trasmissione, come ascolto quasi ogni giorno, e ha telefonato il solito signor Franco di Udine Nord, dicendo che la legge Bossi e Fini è stata modificata successivamente della sinistra, dai partiti di sinistra. Io sono andato a vedere su internet, ho guardato anche sui giornali vecchi, allora, questo non è assolutamente vero, ma come dicono anche tante altre cose. Allora io dico, una persona quando telefona deve sapere le cose, perché se no va a discapito anche della trasmissione, no? Quando uno viene là e dice questo è colpa della sinistra che è stata modificata la legge Bossi-Fini, devi avere l'anno e il numero di legge che viene modificato. Questo non è stato fatto, e questo per quanto riguarda questa legge, ma non solo il signor Franco, tempo fa anche la signora Nivea aveva detto la stessa cosa. Cioè non si può sentire per televisione a dire delle bugie, non si può dire soltanto come un ultras, come un tifoso ultras che tira solo per una parte, no? Perché sei contrario all'extracomunitario. Anch'io sono contrario all'extracomunitario, però non vado ad abbassarmi a dire bugie in televisione oppure sulle telefonate che faccio. Questo per quanto riguarda, diciamo, fare mettere i puntini sulla I. Io dico sempre che uno che telefona
ma anche a discapito anche con la signora Marino, ho detto tante cose, gli ho detto, e mi ha detto sì, Dino, hai ragione su queste cose qua, bisogna dire la verità, e quando uno dice, sì, ma è il momento anche a curare le cose che uno dice. Allora, i cittadini devono sapere che la Bossi-Fini non è stata cambiata, è stata cambiata nel 2008 e 2009, ma guarda caso sempre ancora più dirigita dal governo Berlusconi e non da quelli della sinistra. Ecco, questo per quanto riguarda questo. Per quanto riguarda il segretario di Azione, voglio fargli anche una domanda. Allora, io sento diverse volte, sento lei e sento anche la vostra segretaria regionale quando viene in trasmissione. La segretaria regionale ha una domanda provinciale delle 4, la Rossetti. Sì, sì. È regionale, mi sembra. No, è segretaria provinciale. Vabbè, insomma, è segretaria provinciale. Ha una domanda dicendo, ma da che parte sta in questo momento lei, con chi si alle prossime elezioni comunali? Lei ha fatto un elenco di cose dicendo quello che non va e logicamente ha detto, ma secondo noi questa amministrazione comunale non possiamo votarla perché manca su questi punti, state chiaro. Poi arriva Calenda e ribalta tutta la situazione. Allora, si può sapere da parte di Calenda, lo conosciamo sinceramente, è partito bene, ma poi mi sembra che sta prendendo delle strade un po' appropriate forse nel proprio interesse, ma i cittadini non riescono a capire da che parte va, se va a destra, se va a sinistra, se vuole fare un centro, cioè è un po' confusionario, ecco. Grazie. Adesso sentiamo la, diciamo così, precisazione, ecco, insomma. Sì. Allora concordo che ci sia la necessità di comunicare una linea che sia unitaria e coerente. Io credo che al di là delle singole, diciamo, espressioni di opinione che sono assolutamente legittime, la linea di azione su questo territorio e soprattutto in prospettiva delle prossime elezioni comunali è molto chiara. Lei ha citato non a caso anche la visita del segretario nazionale di Azione qui a Trieste, che è stata occasione per molte cose e anche per ribadirne altre. La linea della segreteria comunale, che è l'organo preposto dal partito ad assumere posizioni e decisioni sulle politiche del perimetro comunale, quindi inevitabilmente anche delle prossime elezioni comunali, è chiara, è stata ribadita in più occasioni e prevede in questo momento una collocazione che è esterna ad entrambi gli schieramenti. Ed è una collocazione che lei giustamente ricordava, è stata ribadita anche dal segretario nazionale di questo partito, perché è la linea di indirizzo che viene seguita da Azione a tutti i livelli territoriali. In Friuli Venezia Giulia a livello regionale la linea è la medesima ed è quella che noi portiamo avanti nel comune di Trieste, per cui c'è assoluta chiarezza da questo punto di vista sul fatto che, come qualcuno ha affermato, il fatto che nel tempo Azione sul territorio abbia manifestato delle posizioni in opposizione a questa amministrazione comunale, probabilmente ci saranno occasioni per farlo ancora, non esclude in alcun modo che il dialogo che Azione porta avanti sia un dialogo a 360 gradi, proprio perché il presupposto da cui muove Azione non è di natura ideologica. Noi non parliamo e non prendiamo posizione nei confronti del centrosinistra o del centrodestra partendo da una posizione di preclusione ideologica. Partiamo da posizioni che guardano al merito e il merito delle questioni è un terreno sul quale i cambiamenti, le evoluzioni sono all'ordine del giorno. Per cui il fatto di essere critici nei confronti di qualcuno non significa che quella critica sia pregiudiziale, ma è in molti casi finalizzata a ottenere un cambiamento che vada nella direzione da noi auspicata. Per cui verso le prossime elezioni comunali Azione, lo ribadisco, è al di fuori dei due schieramenti. Se ci saranno le condizioni perché l'uno o l'altro degli schieramenti assumano delle posizioni che siano coerenti con l'idea di città che anche in queste settimane noi stiamo portando avanti, siamo disponibilissimi a qualsiasi tipo di ragionamento. Faccio mia una domanda di un telespettatore. Parte della domanda dice:
potrebbe essere in qualche modo decisivo anche conoscere i nomi dei due candidati? Dei candidati, insomma. Certamente è una delle condizioni... Perché temo non ce ne saranno solo due, ma vabbè, questo è un discorso più nostro. Sì, quello poi sarà uno scenario al quale immagino assisteremo, ma certamente questo è uno degli elementi dirimenti. Ora è impensabile, io credo, soprattutto per un partito come Azione, aderire a scatola chiusa all'una o all'altra delle coalizioni senza conoscere chi sarà il candidato sindaco, che all'interno di un'amministrazione comunale è il soggetto garante per la realizzazione di un programma, per la condivisione di determinati valori. In questo momento né il centrodestra né il centrosinistra sono nelle condizioni di portare avanti o di rendere pubblici i loro nomi, per cui sarebbe assolutamente prematuro immaginare che oggi ci sia un'adesione di questo tipo, quindi il telespettatore ha assolutamente ragione su questo. Allora, c'è un altro argomento che viene sollecitato sul quale viene sollecitata in qualche modo una riflessione dal Piccolo, questo che vedete adesso da via Svevo a Rozzol, così i siti dismessi attirano sbandati e senza tetto. Questo è un problema che, insomma, per dire la verità, si percepisce abbastanza, cioè è logico che quando si trovano appunto questi stabili o ex capannoni, oppure addirittura, per esempio qui sul Piccolo si fa l'esempio dell'ex stazione di Rozzol, poi dopo è abbastanza probabile che siano anche meta di malintenzionati, eccetera, per fare le loro cose, eccetera. Insomma, è un problema, ecco, insomma, diciamo la verità. È un problema che soprattutto mette in luce uno dei numerosi interrogativi che spesso si formulano, no? Cioè, ma cosa può fare un'amministrazione comunale nei confronti del tema della sicurezza, se la sicurezza è materia e competenza delle forze dell'ordine? La risposta è implicita anche in un reportage di quel tipo, cioè l'amministrazione ha per ruolo, per competenze, la possibilità di intervenire in quelle aree grigie, e purtroppo la cronaca di questi giorni ci dice neanche troppo grigie, ma decisamente molto nere della vita cittadina, con interventi che siano anzitutto di ricognizione rispetto alle numerose situazioni che in città ci sono e che sono potenzialmente sede e che in qualche modo possono essere la premessa per replicare purtroppo situazioni come quelle che sono emerse negli ultimi giorni sulla cronaca nera. Una ricognizione che consenta non solo di intervenire chiudendo e precludendo l'accesso a chi eventualmente acceda illegalmente e per fare, diciamo, delle attività illegali o semplicemente per stazionarvi, ma anche, noi crediamo, in un'ottica di valorizzazione di quei luoghi, cioè noi non possiamo limitarci a immaginare che questi luoghi vadano chiusi e lasciati lì, perché poi inevitabilmente sappiamo anche che ciò che rimane chiuso per qualche settimana, Porto Vecchio lo insegna, insomma sì, ma poi anche nel giro di qualche giorno, insomma, quelle misure che vengono prese per recintare e per chiudere vengono aggirate e poi periodicamente si ripresentano come un problema. Quindi bisogna avere un'idea generale che consenta di recuperare quei luoghi. Questa è una città che soffre, parlo di associazionismo, parlo di terzo settore, parlo di società sportive, che vive un'endemica carenza di spazi. Ed è evidente che luoghi come quelli, al di là di una valorizzazione sotto un profilo economico che certamente è ben accetta, dovrebbe essere riletta anche nell'ottica di immaginare che questi luoghi possano diventare, nell'ottica di valorizzarli, nell'ottica di essere restituiti alla fruizione della città, anche dei luoghi che consentano a chi svolge delle attività meritorie sotto il profilo sociale, sotto il profilo dell'aggregazione sportiva, possano essere riutilizzati anche in quell'ottica. Quindi il primo passo, secondo noi, è quello di avere una chiarissima idea di che cosa accade. Penso anche a luoghi di maggior pregio, come le ville comunali, che sono spesso in situazioni
inimmaginabili. Penso al casino di caccia della Villa Rivoltella, dove un tempo si svolgevano delle cerimonie e che oggi sta in una condizione assolutamente inaccettabile. Ora non voglio dire che Villa Rivoltella e i suoi spazi possano diventare luogo per accessi illegali, ma certamente dobbiamo preoccuparcene, dobbiamo occuparcene per impedire che situazioni di degrado possano ampliarsi ed arrivare anche dove oggi non ci sono. Allora, il telespettatore di prima mi rimprovera per non aver letto correttamente tutta la mail, che era comunque in parte diciamo superata da una sua risposta. Leggo anche la parte precedente. Dice come può una persona accorta ed intelligente come Arturo Goberna non aver ancora deciso da che parte stare? Vogliamo la cabinovia, vogliamo la privatizzazione dei servizi comunali, il caos traffico, vogliamo continuare con le favole, a meno che non ci sia la volontà di aspettare i nomi del candidato sindaco e poi decidere. Questo sarebbe triste. Questa era la mail. Poi allora, dopo noi anche in qualche modo, spiego ancora una volta, utilizziamo anche le mail per portare avanti determinati discorsi, eccetera, e quindi delle volte le prendiamo tutte, delle volte prendiamo una parte, la parte che ci sembra più interessante per il discorso del momento. Questo anche per, insomma, correttezza nei confronti del telespettatore, ma anche per spiegare un po' com'è la gestione da 10 anni a questa parte della faccenda. Ma allora, intanto mi permetto una battuta. Io sono sempre abbastanza sorpreso positivamente dell'interesse che mail come queste manifestano nei confronti di quale sarà la posizione di Azione, nel senso che mi stanno creando un'aspettativa che spero poi non venga delusa nelle urne, nel senso che se l'attenzione che c'è oggi è proporzionale a quello che poi sarà la mobilitazione elettorale, insomma ci sono ottime possibilità. Temo che alle volte, diciamo, l'interesse sia più che altro finalizzato e sia recintato tra addetti ai lavori, però non mi sottraggo alla risposta che, come lei giustamente diceva, è stata già in parte data. Io non so che idea abbia il telespettatore delle questioni politiche e di come le decisioni vengano costruite, ma non riconoscere al nome del candidato sindaco la rilevanza che ha all'interno di un'elezione amministrativa significa, dal mio punto di vista, avere una conoscenza parziale di quelle che poi sono le dinamiche di governo che regolano un'amministrazione comunale e che partono, come gli ultimi anni hanno dimostrato, e cioè da quando gli ultimi decenni hanno dimostrato, e cioè da quando l'elezione del sindaco è diretta e quindi viene decisa direttamente dai cittadini, conferisce al sindaco un ruolo che di per sé caratterizza poi l'intera azione di governo. E quindi diventa determinante e necessario, io lo do per scontato ma evidentemente così non è e quindi è corretto ribadirlo, diventa determinante nella scelta che si fa nell'aderire o no ad un progetto politico amministrativo, perché ci tengo a dirlo, aderire ad una coalizione non significa indossare una maglia, non significa prendere parte all'una o all'altra delle tifoserie. Un partito come il nostro ha ben chiara la responsabilità che c'è nel momento in cui si assume un impegno nei confronti dei propri elettori, e questo impegno giocoforza passa dalla garanzia che un partito dà ai propri elettori di poter portare a termine gli impegni che si assume, e questa garanzia passa inevitabilmente da chi sarà chiamato a farlo per conto dei cittadini o per il candidato sindaco. Chiamo la prossima telefonata. Buongiorno. Bosazzi, buongiorno. Buongiorno a lei e a Governa. Allora, Bosazzi, mi scusi, ma siccome sono stata messa in causa, esatto, no? Allora io volevo dire a quel signore che ha telefonato prima, che dice che è del partito pensionati, no? Ecco, io non ho mai parlato della Bossi-Fini, per prima cosa perché non sono acculturata sulla Bossi-Fini e proprio non mi interessa per niente. Eccolo, sono completamente
totalmente ignorante, non l'ho mai letta la Bossi-Fini, perciò non posso aver parlato, perché io parlo solo delle cose che so e il signore che ha telefonato dovrebbe anche sapere che bisogna parlare solo delle cose che si sa, però non è coerente. Ecco, in più volevo chiedere proprio a lei, Bosazzi, quante volte si può telefonare a perché ci sono delle persone che in una giornata telefonano anche 3 volte e quando Gulotta fa delle osservazioni anche si offendono. Perciò io vorrei sapere quante volte può telefonare in giornata a Tele4 e se ci sono ancora i 2 minuti di tolleranza. Grazie. Allora, dunque, i minuti di tolleranza 2 in alcuni casi la tolleranza dura anche 30 secondi, ma questo è un altro discorso. Diciamo che noi chiediamo ai telespettatori di contenersi nei 2 minuti, non succede quasi mai, ma questa dovrebbe essere la regola. Per quanto riguarda chi telefona più volte, non è che possiamo dire a una persona non si può telefonare più di una volta, eccetera. Posso anche supporre che qualcuno, dopo che telefona una volta, dovrebbe anche essere soddisfatto e magari ha anche altre cose da fare. Cioè, non possiamo dare questo tipo di regole che, come dire, delle volte stanno anche nel buon senso della persona che telefona e che ci segue. Ecco, insomma, questo. Poi dopo su tutto ci si può mettere d'accordo, però diciamo che le regole, per quanto riguarda me, ma credo anche per quanto riguarda tutti i colleghi, l'unica regola è di essere, come posso dire, di non offendere e di non aggredire l'ospite o altro. Questa è la regola, e soprattutto anche di non parlare male degli assenti. Delle volte qualcuno da questo orecchio non ci sente, ecco, insomma, per cui sentiamo la prossima telefonata. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Allora, io non voglio parlare male, ma faccio un discorso generico sul fatto di quello che succede in città. Abbiamo visto che diciamo alla Coop hanno portato via la cassa, poi ho letto di 2 che a Muggia sono stati aggrediti col spray a peperoncino da 5 stranieri, poi quello che è successo in Via Svevo. Parliamo di tanto di turismo e di belle cose, però io penso che le persone dovrebbero essere libere di muoversi in città senza aver paura. Io le dico la verità, sono una donna, evito, se sono da sola con un'amica e non mi fido neanche col mio compagno, di andare in centro, di andare in città, perché veramente sta succedendo di tutto. E quello che mi preoccupa di più è che non è che succede solo alla sera, ma succede anche di giorno. Ieri, non voglio parlare male di nessuno, gli dico, faccio un discorso generico, non sono riuscita a prendere la linea, però dal modo di parlare dell'ospite mi è sembrato che, siccome sono dei disagiati, hanno il diritto a delinquere, perché se la persona che era ospite si ascoltasse quello che ha detto, infatti ha ricevuto molte telefonate simili alla mia, praticamente se uno è disagiato può permettersi di delinquere. Io lo trovo un discorso assurdo, mi scusi, e volevo solo fare questa precisazione. Io vorrei poter andare in centro, in città, di giorno, indifferente, liberamente, senza... Tante volte io mi giro e guardo se qualcuno mi segue, perché a certe ore si sa benissimo che in città c'è poca gente con questo caldo. Non so, non lo trovo assolutamente giusto e vedo che nessuno, dico nessuno, si preoccupa più di tanto di questo. Grazie e buongiorno. Grazie alla signora, direi Governa, rispondiamo dopo la pubblicità. Sì, Allora, rispondiamo un attimo alla signora che, come dire, individua un problema molto sentito e molte volte oggetto anche di telefonate. Sì, non so chi fosse l'ospite di ieri a cui faceva riferimento alla signora, per cui lungi da me dall'intervenire per prendere posizione nella questione.
però sicuramente la signora mette in luce una situazione che è intanto la percezione che i cittadini iniziano ad avere dell'insicurezza in città, che è un fattore su cui devo dire non ho timore di scontrarmi anche con la scarsa popolarità dell'affermazione che sto per fare, però dal mio punto di vista dobbiamo tutti quanti, gli attori che sono in campo, politica, informazione, provare sempre a ricondurre gli eventi che accadono sotto l'ottica corretta. Nel senso che noi ultimamente siamo abituati ad una cronaca che ci mette di fronte ad una serie di situazioni che spesso non hanno nulla a che vedere con la sicurezza e come problema di sicurezza, ma che attengono molto spesso a questioni di decoro urbano, di disordine cittadino, ma che non hanno nulla a che vedere con fattispecie che in qualche modo possano compromettere la sicurezza dei cittadini. Discorso diverso è quello a cui abbiamo assistito e abbiamo avuto modo di ascoltare qualche giorno fa, perché lì ci troviamo di fronte ad attività di natura criminale. Quel che è certo è che nei cittadini si sta radicando la convinzione che Trieste non sia più una città sicura, però dal mio punto di vista, ripeto, occorre la responsabilità di scalare tutti quanti una marcia, perché realisticamente dobbiamo dire che Trieste non è una città insicura. Ci sono delle situazioni che forse fino a qualche anno fa non c'erano, delle situazioni che fino a qualche anno fa non accadeva e oggi accade, vengono amplificate da social che costruiscono attorno a determinate situazioni una narrazione che inevitabilmente tende ad ingigantire eventi e situazioni che spesso le forze dell'ordine chiamate in campo a verificare la sussistenza effettiva si trovano di fronte a situazioni che sono ben diverse da quelle che vengono rappresentate. Faccio un esempio che è quello a cui facevo riferimento prima. Nelle ore successive alla notizia, nelle primissime ore, la notizia del pestaggio della povera donna in via Svevo, si era costruita una narrazione che dal mio punto di vista è inaccettabile sotto il profilo strumentale e che si è andata poi ridimensionando nel momento in cui sono emersi dettagli su cosa era accaduto effettivamente. Quello è purtroppo in negativo un esempio di come questa città, e ripeto, chi ha la responsabilità di parlare alla città sta vivendo in maniera spesso distorta, alimentando quello che la signora comprensibilmente e dal mio punto di vista anche correttamente manifestava, e cioè un senso forte di insicurezza. Noi dobbiamo lavorare tutti quanti per ricostruire fiducia nei confronti delle forze dell'ordine che ci sono, che presidiano, nonostante vivano una dimensione di sottorganicità rispetto a quelle che dovrebbero essere le esigenze. Ma faccio un esempio, i balordi che hanno commesso quel crimine sono stati presi dopo poche ore, a testimonianza del fatto che il territorio è comunque presidiato, al di là di quella che spesso può essere, ripeto, comprensibile, una percezione diversa. Però tutti quanti noi abbiamo la responsabilità di dare il corretto nome alle cose. Ci sono situazioni che certamente attengono al penale, attengono alle attività criminali, ce ne sono altre che attengono invece all'ordine pubblico e che, ripeto, fino a qualche anno fa probabilmente neanche avremmo saputo o l'avremmo vissuta come qualcosa di normale. Oggi, anche per la responsabilità che i social hanno da questo punto di vista di amplificare e ingigantire i fenomeni, fanno diventare qualcosa che spesso dovremmo avere, diciamo, maggiore accortezza nel leggere e nel gestire. Allora, prima di passare la linea alla prossima telefonata, mi avvertono che si sono conclusi i lavori in via Crispi, via Pindemonte in pratica, e quindi la strada è riaperta e con tutta probabilità la viabilità torna ad essere quella di prima, cioè senso unico in su, come era appunto prima dei lavori che sono conclusi. Sentiamo la prossima telefonata, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, sono in linea. Prego, buongiorno.
Buongiorno a lei, Bosazzi, e complimenti per la sua professionalità. Un saluto anche alla redazione, sempre disponibile, sempre professionalmente sempre attiva, questo va detto. Un saluto al gentile ospite e a tutti i telespettatori di Tele4. Ecco, io volevo portare due elementi di riflessione. Il primo elemento di riflessione me l'ha dato a spunto la signora Nivea, che ha chiamato tutta arrabbiata, avvocandosi a sé delle parole che la persona che ha fatto il suo nome prima non ha mai detto. Lui semplicemente detto che, la invito caldamente ad andare a riascoltare di nuovo quello che l'ospite aveva detto, ha fatto 2 nomi e questi 2 nomi li ha messi in un unico contenitore, in un unico cappello. Dopo probabilmente se la Nivea ha detto sì, ha detto no, non ha importanza, ma comunque ha detto delle cose che nel tempo erano vere. E questa cosa mette la qualità delle informazioni che passa. Io personalmente chiamo anche 1 o 2 volte e lo chiamo sinceramente quando mi accorgo che per fortuna non sono tutti, gli ospiti che intervengono sparano delle minchiate enormi. Voglio portare un esempio banalissimo, mi è capitato proprio di intervenire, che un grosso personaggio politico regionale abbia detto che l'acqua delle falde friulane si ricaricano dalla pioggia, però quella che buttano di nuovo, le persone che le estraggono e dopodiché le fanno defluire sul terreno non vengono ricaricate. E ha concluso la telefonata e dice: me l'ha detto un ingegnere. Sinceramente sto ancora cercando chi è questo ingegnere che ha detto una scemenza di questo genere qua, perché l'acqua di falda si arricchisce proprio con la pioggia, con tutta l'acqua che viene dall'alto al basso. Secondo tema, allora qua ci stiamo sul discorso della sicurezza di Trieste. Allora voglio ricordare che dal governo Letta fino alla riforma Cantabria, che è targata il partito di Berlusconi, c'è stata una volontà politica e di fatto e legislativa in cui si è depenalizzato tutti i reati che non superino i 5 anni di reclusione. Ripeto, tutti. Questo cosa comporta? Che se la maggior parte dei delinquenti abituali, sono generalmente nulla tenenti e sanno perfettamente che devono tenersi sotto a questo valore, 5 anni. Mentre per quanto riguarda la parte della donna picchiata in via Svevo, voglio ricordare che sempre le riforme fatte dalla politica, la legislatura politica, noi praticamente se non mandiamo all'ospedale una persona per 40 giorni di prognosi, ripeto, per 40 giorni di prognosi, questa persona qua che ha fatto l'atto rovinoso praticamente non va in galera. Ecco perché la foto del ragazzo che ha picchiato la donna era col dito alzato, perché lui sapeva benissimo che i danni che ha fatto alla ragazza erano sotto i 40 giorni. Non essendo nulla tenente, come si dice, poteva permetterselo di fare. Capito. Grazie, buongiorno. Ok, grazie. Prego, Governo. Sì, io non so se c'è questo senso di impunità, ci sia questa consapevolezza di impunità o di impunibilità in chi commette reati di quel tipo. Premesso che esistono delle fattispecie, delle aggravanti, premesso che spesso e volentieri i soggetti che si macchiano di quel tipo di reati non sono al primo reato e quindi rientrano in una serie di considerazioni diverse da parte dell'ordinamento penale che quindi non li sottraggono affatto a quelli che sono i provvedimenti. Quel che è certo è che uno dei fattori che spesso viene denunciato e che i cittadini percepiscono è l'idea che chi commette reati in questo paese alla fine la faccia sempre franca, cioè viene meno quel senso di certezza della pena che forse genera la maggiore frustrazione nei cittadini e l'insofferenza che c'è poi nei confronti di situazioni come queste, che, non per allargare troppo il campo, rientrano dal mio punto di vista in quel generale senso di sfiducia nei confronti dello Stato che serpeggia
sempre più in forme che direi aggressive, e quindi arriviamo poi alle situazioni in cui i cittadini in qualche modo si costruiscono l'idea che sia meglio farsi giustizia da sé, no? La cronaca di queste ultime settimane a livello nazionale ci racconta questo, visto che non ci pensa lo Stato, visto che lo Stato non è in grado di tenere in galera i colpevoli dei reati, allora sarà il caso che me ne occupi io, che è una, come denunciava il Presidente della Repubblica Mattarella, è una cosa drammatica. Noi non possiamo in alcun modo alimentare l'idea che non sia lo Stato a doversi occupare di perseguire e punire i criminali, al netto delle perfettibilità che il sistema giudiziario oggi richiederebbe, al netto della incapienza del nostro sistema carcerario, perché questo va anche detto. Noi abbiamo un sistema carcerario che è sovraffollato, con tutta una serie di dinamiche di cui bisognerebbe occuparsi, perché la tutela del detenuto è comunque un fatto di cui tener conto, ma parallelamente bisogna anche dire che oggi il sovraffollamento non viene affrontato con la necessaria costruzione di nuove carceri che consentano da questo punto di vista di avere certezza della pena e del fatto che poi i colpevoli scontino le loro condanne, perché non bisogna nascondercelo, molto spesso i provvedimenti penali di depenalizzazione non corrispondono semplicemente ad una lettura garantista dell'ordinamento, ma molto spesso sono frutto di una necessità. Nel momento in cui le carceri non hanno spazio, in qualche modo bisogna ovviare, quindi le misure alternative, che spesso però si traducono anche nella sensazione, nella percezione che i cittadini hanno dell'impunibilità, che devo dire è uno degli aspetti che bisognerebbe in qualche modo, uno delle chiavi di lettura che in qualche modo andrebbe sradicata dal comune sentire. Allora, ci sono due mail che propongono lo stesso problema, per dire la verità. Dicono gli stranieri che si sono resi responsabili di quanto accaduto in via Broletto sono stati poi lasciati a piede libero. Quindi dice, è vero che li hanno presi subito, però poi questi non sono in galera, insomma. È esattamente quello che dicevamo, cioè si diffonde l'idea che i piani sono diversi. Intanto le forze dell'ordine hanno un compito che è quello di individuare i colpevoli e di assicurarli alla giustizia. La giustizia poi segue un corso che è determinato da leggi, che come dicevo sono assolutamente perfettibili. C'è un legislatore che è al governo da 5 anni e che della sicurezza ha fatto una delle sue bandiere, che oggi, spinta forse anche dalle sollecitazioni che arrivano alla sua destra da chi in questo momento si trova a cavalcare l'ondata securitaria, dovrebbe seriamente porsi il problema se ci sono i presupposti per intervenire sotto un profilo legislativo. Fermo restando che, ripeto, le condizioni poi oggettive del nostro sistema carcerario non sono sempre così pronte a recepire questo tipo di cambio, però indubbiamente c'è oggi l'esigenza che le leggi dello Stato diano un messaggio differente a cittadini. Lui scrive, chi ha chiamato prima ha ascoltato, ma sono milioni gli italiani che sono convinti che in questo momento non ci sia una risposta o una capacità dello Stato di dare una risposta adeguata a questo problema e che va assolutamente affrontato. Sentiamo la prossima telefonata. Buongiorno. Buongiorno Bosazzi, sono Diego. Buongiorno. Allora, io intanto mi atterrò alla regola della singola telefonata e del rispetto dei 2 minuti, cosa che accade sempre meno spesso all'interno della trasmissione. Detto questo, a Governa e riferendomi a quanto accaduto in via Svevo, 4 fermi di polizia, 4 persone liberate il giorno dopo, 2 se ne sono andate tranquillamente davanti a Paladin con le valigie. Ecco, chiediamo se nei paesi limitrofi i fermi di polizia avrebbero avuto lo stesso esito.
Io credo che in Slovenia si vada sotto processo per direttissima e credo che le stesse forze dell'ordine siano sicuramente più tutelate, non c'è la paura di intervenire, cosa che purtroppo accade in Italia, vedi quanto è successo recentemente a Bologna. Quindi in Italia non è un problema di forze dell'ordine, c'è un problema di certezza della pena e di velocità nell'esecuzione dei processi. Io con questo vi saluto, vi ringrazio e vi auguro una buona giornata. Grazie. Saluti. C'è così mettiamo insieme anche una mail e poi dopo c'è un'altra richiesta che devo farle per conto di una telespettatrice. Dunque, la signora Gabriella dice: mi trovo in disaccordo con il suo ospite, la mancanza di sicurezza non è solo una percezione. Fino a qualche anno fa potevo camminare per strada in zona Valmaura, dove abito, da sola la sera senza alcun tipo di problema. Ora dopo le 22, se devo andare a buttare l'immondizia, mi guardo attorno perché gira gente strana, per non parlare di quanto dopo le 18, tornando da lavoro, passando vicino ad alcuni bar della zona, vedo girare gente poco raccomandabile. Parlo per esperienza diretta dopo aver subito una tentata aggressione pochi anni fa da un ragazzo giovane proprio qui in zona. Ma la questione non è a rimettere tutto alla percezione, ci mancherebbe altro. Il ragionamento che ho proposto è differente. In questo momento c'è una duplice componente, cioè ci sono dei fenomeni reali che devono essere perseguiti, che devono essere possibilmente evitati a monte prima che accadano, ma una volta che accadono devono essere puniti in maniera rigorosa. Dico che a fianco di questo, però, non possiamo negarcelo, ci sono delle situazioni che non sono quelle citate evidentemente dalla signora, ma ce ne sono altre e numerose che non attengono in alcun modo all'ordine pubblico. Faccio degli esempi così ci capiamo. Noi spesso ci troviamo ad una cronaca cittadina, parlo quella che poi è maggiormente fruita dai cittadini, che è quella dei social, dove banalmente situazioni che sono ascrivibili a gente che ha bevuto troppo, che si lascia andare a schiamazzi, viene improvvisamente ascritta al tema dell'insicurezza cittadina. Quella cosa lì non ha nulla a che vedere con l'insicurezza cittadina. Gli eventi analoghi e simili che vengono riportati in cronaca sono numerosissimi e dal mio punto di vista contribuiscono a costruire una percezione di quello che accade in città che è distorta. Nulla ha a che vedere con i fatti che denunciava la signora, che attengono invece a situazioni di obiettiva insicurezza che viene vissuta quotidianamente dai cittadini. Ma i piani sono diversi, così come sono diversi, lo diceva giustamente il signor Diego che ha telefonato, tra quella che è la capacità di intervento delle forze dell'ordine e quella che è la capacità della giustizia di assicurare per più di qualche ora colpevoli di reati alle patrie galere o comunque ad una situazione in cui vengano gestiti. C'è una necessità di modificare le leggi? Probabilmente sì. Chi, ripeto, ha avuto questa responsabilità ormai da 5 anni non ha però evidentemente avuto la possibilità, la sensibilità e la volontà di poterlo fare. È altresì vero, come diceva il signor Diego, che oggi le forze dell'ordine si sentono scarsamente tutelate nel loro operato quotidiano, perché spesso si ritrovano e senza al solito mischiare le carte, ma la cronaca in qualche modo ci dà dei segnali. I fatti di Bologna ci dicono questo. Oggi noi abbiamo forze dell'ordine che vengono messe sul banco degli imputati ancora prima che si accertino i fatti. E questo ovviamente contribuisce a generare negli operatori delle forze di polizia un senso di, chiamiamolo, cautela e prudenza che spesso è frustrante perché non consente di poter svolgere pienamente il loro lavoro. Allora è chiaro che ciò di cui parliamo ha numerosissime componenti di cui bisogna tener conto e che sono necessarie quando si dà lettura di eventi di questo tipo per evitare di trascendere e di dare dei messaggi che poi contribuiscono, ribadisco, a costruire sfiducia nello Stato, senso di insicurezza, che sono
tutte questioni che si autoalimentano e che finiscono poi per generare situazioni che diventano difficili da gestire. Allora, una telespettatrice appunto le dice: può riassumere i possibili punti di convergenza politica emersi dal colloquio Calenda-Federica di qualche settimana fa? Allora, il colloquio... Forse è stato un colloquio perché sì, esatto. Era la presentazione... un libro di Calenda. Esatto, Calenda presentava il libro e Federica era, il Presidente della Regione, era presente per alimentare quel dibattito politico che accompagna, ci tengo a precisarlo, che accompagna e ha accompagnato la presentazione del libro di Carlo Calenda in giro per tutta Italia, da Romano Prodi a figure di estrazione politica diversa che però hanno in comune quella di rappresentare delle aree di dialogo con cui confrontarsi, non sempre partendo da punti di vista convergenti, non sempre arrivando a punti in comune, ma alimentando quello che si chiama dibattito e che in politica è fondato sulla dialettica anche fra posizioni diverse. I punti di convergenza sono assolutamente difficili da individuare perché non c'è stata un'esplicitazione di questo tipo, ma semplicemente il reciproco riconoscimento di una capacità di affrontare le questioni sul merito, nei confronti del Presidente della Regione una capacità amministrativa che in questi anni si è dimostrata e che certamente, come tutte le esperienze amministrative, ha delle luci, ha delle ombre, ma in generale c'è stato un riconoscimento di una capacità da cui altri hanno fatto discendere delle conclusioni politiche che in realtà non c'erano, perché, ci tengo a dirlo, viviamo in un'epoca in cui o si arriva ad una sintesi del sto con te o contro di te, o il resto diventa, diciamo, impercettibile, per cui non è ammissibile che ci sia del dialogo, che si possano trovare dei punti di convergenza, ma che da questo non necessariamente debba discendere una conclusione di tipo politico. Sentiamo la prossima telefonata. Buongiorno. Bosazzi, sono Silvia. Buongiorno Silvia. Come va? Sì, abbastanza bene, dai. Caldo. Sì. Allora, io volevo dire al suo ospite che io non ho sentito quello che l'ospite di ieri, perché la persona che ha chiamato non lo so, perché non ho sentito il programma, però parlando di disagio, volevo dire, perché fa così? Chi? No, lei. No, sto prendendo appunti. Ah, no, scusi, no, perché è un po' vabbè. Comunque, il disagio, cioè, io non posso pensare che uno abbia detto che sono autorizzati. No, il disagio provoca poi situazioni di delinquenza, perché se anche il disagio, come tutte le cose in uno Stato, deve essere gestito e governato. Cioè il disagio può comprendere, che ne so, mancanza di famiglia, droga, alcol, di tutto di più. Sì, ecco. Ma il disagio giovanile, specialmente quello dei giovani o dei minorenni, deve essere gestito come? Con i servizi sociali, con la scuola, con lo sport, anche con la repressione, anche con la correzione, perché no? Ma è una conseguenza, non è che viene dato libera via al disagio. Piuttosto devo dire che tutti i servizi sociali sono stati tagliati, ma tagliati proprio sulle gambe. Questo non solo per diciamo, il disagio e per quelle cose là, ma per tutto, per la sanità, per tutto. Bene, se non si paga non si ha niente, anche le scuole, le migliori adesso sono le private. Una volta le scuole pubbliche erano il fiore all'occhiello, specialmente anche al nord Trieste. Punto. Un'altra cosa, la sicurezza. Ma se i ministri che vengono, cioè che ci sono prove schiaccianti che dovrebbero essere in galera e sono fuori tranquilli e continuano a vivere con i loro soldi, non vengono mai puniti, mai, come si può dare l'esempio alla gente piccola, comune, che non vale niente, che come me, come tanti? Cioè l'esempio deve essere dall'alto. Un ministro che sbaglia, che ruba, che è mischiato con la mafia, deve essere condannato. E viva Dio, non c'è la pena di morte, no? Quindi che vadano in galera, così vedono come stanno gli altri in galera, anche i ladruncoli. Cioè, voglio dire, poi c'è un'altra cosa, il decreto sicurezza, sì. Credo che sia proprio così,
che addirittura ci sono 5 giorni di preavviso che devono dare alla persona che deve venire arrestata. Questo l'ha scritto questo governo. C'è stato un cambiamento sui regolamenti e la polizia, le forze dell'ordine stanno pagando il prezzo che il governo gli fa pagare, facendo mancare le leggi e facendo appunto una tutela sul territorio con provvedimenti anche di tipo sociale, e le forze dell'ordine sono in mezzo che non sanno più da che parte girarsi, perché 5 giorni devono passare per andare ad arrestare una persona e deve essere pure avvisata. Ma lo sa la gente questa roba qua o no? Ok. Grazie. Grazie signora Silvia, buona domenica. Brevemente, sì, la telefonata ci dà modo secondo me di affrontare un tema che ritengo sia rilevante effettivamente quando si parla di sicurezza, che è quello della prevenzione rispetto alle situazioni di disagio. Io non ho contezza se le risorse comunali sulle politiche sociali siano state tagliate oppure no, ma certamente c'è, questo va obiettivamente riconosciuto a questa amministrazione, un'attenzione nei confronti delle politiche per il sociale che è assolutamente lodevole, che va in direzione rispetto a quanto giustamente si afferma e non molto spesso si fa, in questo caso invece si fa, e cioè di intervenire a monte sulle situazioni che possono poi determinare prima disagio e poi dal disagio passare ad altro. C'è stata una legge approvata qualche giorno fa dal Parlamento che porta la firma della Presidente di Azione dell'onorevole Elena Bonetti, che per la prima volta, una legge approvata tra l'altro trasversalmente da tutti gli altri partiti, fatta esclusione per il Movimento 5 Stelle, che per la prima volta riconosce il ruolo della cosiddetta educazione informale. Questa è una città che sull'educazione informale ha una storia lunghissima, che affonda ai primi del Novecento con i ricreatori comunali, e che apre una stagione nuova in cui si riconosce per la prima volta che l'educazione non spetta solamente alla scuola, non spetta solamente alla famiglia, ma è compito anche di altri luoghi che fino ad oggi però non hanno avuto quel riconoscimento formale di legge, quel riconoscimento anche di risorse economiche che invece finalmente arriveranno, e l'auspicio di Azione è che il Comune di Trieste, assieme alla Regione che sul punto è sensibile, colga questo nuovo strumento legislativo per dare un ulteriore slancio a spazi che nel tempo hanno svolto già lodevolmente il loro compito, ma che potranno avere, soprattutto in una stagione particolare come questa, dei compiti nuovi capaci di supportare quell'attività di prevenzione sul territorio del disagio giovanile, che è fondamentale per dare una risposta complessiva al tema della sicurezza e non solo della sicurezza. Abbiamo ancora una telefonata. Allora, se il telespettatore, abbiamo già sforato, ma con la storia che possiamo andare avanti fino alle 10:15 riusciamo poi anche eventualmente a riequilibrare. Se il telespettatore è brevissimo la passiamo, se no casomai aspettiamo il prossimo ospite. Buongiorno. A questo punto la ringrazio della precisazione, attendo il prossimo ospite, buona giornata. Va bene, grazie. Buona giornata, grazie. Non vada via, ci sentiamo subito dopo la pubblicità. Io intanto ringrazio Arturo Governa, segretario comunale di Azione, per essere stato con noi. Ringrazio io voi sempre per l'attenzione. Ed a mia pubblicità poi sarà con noi Marcello Medau di Fratelli d'Italia. Allora, siamo come annunciato in compagnia del nostro secondo ospite, che è Marcello Medau, consigliere comunale di Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia, è tornato nei nostri studi. Allora, c'è un telespettatore che sta aspettando. Ho sentito prima, sì. Quindi, allora, sentiamolo subito. Non c'è più? Sì, ci sono. C'è ancora. Buongiorno. Innanzitutto la ringrazio per aver consentito l'attesa. Roba recente, mi riferisco agli ultimi 2 assalti col peperoncino da parte dei delinquenti contro questi cittadini che meritano, anzi hanno di fatto un diritto soggettivo a essere protetti,
ma soprattutto anche essere rimborsati e assicurati che il delinquente sia neutralizzato. Quindi è diritto del cittadino poter fare anche denuncia che deve essere accettata, anche se chi l'ha fatto non ha una lira. Questi ultimi assalti costituiscono un salto di qualità abbastanza evidente, perché danno il messaggio che chiunque può agire in un modo delinquenziale e dopo il fermo da parte della polizia essere rimesso in libertà. Questo problema naturalmente non riguarda la polizia, che agisce sempre tempestivamente e con efficacia, e nell'ultimo caso poi l'arresto è avvenuto dopo pochi minuti. Quindi se anche potenziamo di 10 volte l'organico di polizia, i delinquenti continueranno ad agire, in quanto le normative sia di polizia che della magistratura non prevedono l'incarcerazione automatica. Le ragioni sono diverse: mancanza di carceri e di personale carcerario, normative non sufficienti a consentire la neutralizzazione del delinquente e per ultimo una certa discrezionalità del magistrato. Ma siamo le solite. In verità non ci sono carenze nella magistratura e nelle forze dell'ordine, le carenze sono del Parlamento, Camera e Senato insieme, che curiosamente non si decidono a intervenire in modifiche dei codici penali e di procedura penale, e se è necessario anche per la modifica della Costituzione, perché bisogna dare ai cittadini quello che spetta loro di diritto, e cioè la sicurezza. Quindi se vogliamo protestare e chiedere giustizia dobbiamo andare a Roma, sono loro i responsabili di tutto, altrimenti potrebbe sorgere qualche nuova forza politica sostitutiva alle attuali. Vi saluto e vi auguro buon weekend. Grazie. Grazie. Prego. Grazie. Allora effettivamente quello che diceva il telespettatore è abbastanza corretto, no? Nel senso che, posto che in realtà carenze di personale, adesso non mi ricordo se aveva detto carenze di personale, effettivamente c'è sia della polizia penitenziaria sia anche per quel che riguarda la polizia di Stato. Insomma, io ho occasione di parlare con più poliziotti ed effettivamente bisogna implementare. Per quel che riguarda le leggi, evidentemente l'unico che può effettivamente fare è il Parlamento, no? Però sa, cambiare poi la Costituzione, abbiamo visto, è molto molto complicato, bisogna un po' trovare una quadra, no? In modo che anche l'opposizione sia d'accordo con questo cambiamento, se no alla fine diventa sempre difficile. Io vedo che in realtà c'è sempre un'esaltazione quando ci sono queste manifestazioni e si vanno contro i poliziotti, e c'è da parte dell'opposizione c'è un po' meno esaltazione quando si va a difendere i diritti dei cittadini, insomma, però questa è una mia opinione personale. Allora, il signor Piero, che è un nostro telespettatore molto assiduo per quanto riguarda le mail, magari anche uno che telefona, ma sì. Dice: domani ricorrono i 46 anni dalla strage di Stato di Bologna. Mamma mia, 46 anni a pensarci. Dunque, le sentenze pilotate politicamente non danno giustizia delle vittime innocenti. Molti degli accusati e poi condannati hanno ammesso la loro partecipazione agli anni di piombo, ma nel contempo sempre negando il loro coinvolgimento all'attentato in essere. Sono stati condannati senza prove certe, aspettiamo che lo Stato desecreti gli atti riguardanti la strage, pretendendo di sapere chi fosse la vittima numero 86, i cui pochi resti indicavano una probabile provenienza medio-orientale. Con ogni probabilità la mia generazione non saprà mai la verità, celata dal segreto di Stato e dagli organi conniventi. Si ricorda questa sì, già, fa impressione che sono passati 46 anni, sì, effettivamente davvero tanta roba. Sai, in realtà io penso che cose sono molto più grandi e sono molte più cose che noi non sappiamo, e come diceva il signore non sapremo mai, insomma, quindi in realtà non ho altro da commentare. Allora, c'è una mail che avevo visto prima, ma che ho detto forse dove l'avevo vista? Eccola qua. Allora, come mai al capolinea dei bus a Valmaura non esistono servizi igienici? Facendo la costruzione dei servizi servirebbero alla cittadinanza, ma soprattutto per gli autisti. Inoltre, nei cimiteri di periferia non esistono i servizi igienici. Nel decreto del Presidente della Repubblica 1990 era previsto che tutti i cimiteri dovessero avere questi servizi. Oddio, per al capolinea di Valmaura lì abbiamo la 8, la 52, basta.
Per quel che riguarda i conducenti di linea, c'è un accordo con col parroco della chiesa davanti, e quindi... Alessandro chi è? Sì, e che però tra l'altro è un accordo di tanti anni fa, che avevo partecipato anch'io, nel senso che ci tenevo tantissimo, perché è giusto che sia così, quindi tutti i conducenti di linea sulla loro tabellina hanno la chiave del bagno, quindi e questa è una cosa a cui io ci tengo molto ed è giusto che sia così. Assieme tra l'altro a Trieste Trasporti, proprio ultimamente si è cercato un po' di trovare questa sistemazione con i vari bar, no? Quindi c'è un accordo con uno, un accordo con l'altro, in modo che il conducente abbia la possibilità, giustamente, ci mancherebbe altro, di andare in bagno, e questo è un mio impegno costante. Devo dire la ho verità. visto degli strani strumenti su Instagram. Sì. Potete metterli in dotazione su ogni autobus. Una roba un po'... Ci sono dei gruppi, no, di conducenti, e si vedono spesso queste cose così un po' però un po' strana, sì, effettivamente c'è questo accordo per quel che riguarda Valmaura. E sono sincero, ad esempio in Largo Barriera, che è un altro capolinea molto importante, dove abbiamo la 33, la 34, la 48, la 37, no? Io avevo visto nella parte opposta, andando verso Piazza Garibaldi, 2 negozi vuoti. E allora si pensava di andare a metterli, no, ad affittarli e strutturare un po' quel negozio col fresco d'estate, caldo d'inverno, con 2 macchinette del caffè e dei servizi, no? Perché effettivamente dopo una certa, a parte i bar, a parte che non è corretto che un conducente durante un lavoro debba andare 5 volte, può capitare, no? Andare 4-5 volte al bar, una volta per un caffè, perché insomma, e quindi diventa un po' imbarazzante, e quindi c'è questa possibilità. Io devo ancora parlare, è una questione di eredi là, no? E nel caso in cui riusciamo a trovare una quadra, no, sicuramente la Trieste Trasporti, assieme anche al comune, darà una mano per sistemare questo locale e fare una specie come capolina di Muggia, per capirsi. Dentro c'è lo stanzino, basta poco, no? Un macchinetta del caffè, dell'acqua, un bagno, in modo che si possa andare a qualsiasi ora col badge, perché in effetti dopo una certa ora anche lì non c'è niente. O domenica mattina, ad esempio, no? Potremmo ricordarci, domenica mattina è tutto chiuso, come a San Giovanni. A San Giovanni prima delle 9 di mattina non apre nulla, insomma, però gli autobus girano già dalle 5, no? Quindi bisogna trovare delle sistemazioni. Mettere dei bagni chimici, come ha chiesto qualcuno, io trovo è brutto, non è igienico, d'estate poi no, quindi assolutamente no. Però queste sono sistemazioni che si può... Faccio riferimento, poi dopo do subito la linea al telespettatore, ma faccio riferimento a quando mio papà guidava gli autobus, parliamo comunque di più di 40 anni fa, perché lui era andato in pensione nell'85, eccetera. Ma adesso a me sembra che quella volta ci fosse anche più tempo per i capolinea, ma può essere anche che mi sbagli, insomma, da quanto anche capivo... A me risulta. Anche a me risulta, no? Diciamo che oggi come oggi il traffico è sicuramente cambiato. A parte che sono alcune linee circolari, quindi... Sì, a parte la 52, no? La 12 sono circolari. Bisogna prendere quell'affare che si vede... Però effettivamente ci sono delle linee con i tempi di percorrenza molto più strette, e lì effettivamente è un problema grosso per un lavoratore, perché effettivamente uno arriva, magari ti avanza 2 minuti, deve andare in bagno, parte con 5 dopo e dopo si accumulano, quindi effettivamente è un problema. Teniamo presente che tra l'altro anche il traffico è cambiato, anche l'utilizzo in un certo qual modo dei telefonini, perché si parte più tardi a semaforo, una volta ad esempio le porte, apertura e chiusura, si chiudeva, bam, anche quasi in movimento, pericolosissimo. Adesso ci sono i blocco porta, giustamente, quindi 5 secondi qua, 10 secondi qua, 20 secondi qua, e quindi fa tutto fa brodo, e i tempi sono sono leggermente più corti. Insomma. Ricordatevi, tra l'altro, questo apro e chiudo la parentesi, questo non c'entra, cioè c'entra relativamente, però è una cosa che diciamo, soprattutto dopo una certa età, non bisogna trattenere. No. Non bisogna trattenere, quindi questo è un altro dato, e io lo dico né davanti né dietro, ma vabbè, adesso lasciamo perdere, se no speriamo che il telespettatore ci introduca ci porti su un altro argomento. E vabbè, oggi va così. Va benissimo. Buongiorno. Buondì. Pronto, buongiorno? Buongiorno, prego. Sì, ciao Marcello. E niente, allora, catetere e pallone, l'unica, penso che... Era lei che doveva introdurre un argomento diverso.
No, diverso sì. Volevo discutere quel che ha detto il precedente ospite, molto posato, ma secondo me non so dove che abita questa persona. Perché dici che è la percezione? Tutte le risse che vediamo, i pestaggi, i furti così fatti da stranieri, secondo lui è percezione. No, in realtà non si ingrandì né dai social e neanche dalla televisione. In più, quando tutti questi accoltellamenti, che c'è quasi uno al giorno, quel non è percezione, è tentato omicidio perché uno col coltello, se te becca nel punto giusto, sono morto. E poi ho saputo una cosa, tra l'altro su un canale nazionale, che ha detto che alcuni magistrati o giudici, comunque ovviamente che sono i famosi toghe rosse, ha detto che l'origine contrari a dire che fa reato, dire il nome, nazionalità e precedenti. Questo significa cosa? Nasconde che la maggior parte che fa queste cose qua è stranieri. E non mi pare giusto, mi voglio sapere nome, cognome, nazionalità, i precedenti che ha e anche vedere del muso, perché se lo vedo un giorno per strada perché tutti quanti a piede libero, magari evitarlo, eccolo. Grazie, buongiorno. Volevo solo precisare, anche perché il telespettatore Arturo Governa lo ha specificato prima, che cosa si intende per percezione. La percezione di una certa pericolosità, mettiamola così, può essere data anche per esempio passeggiando lungo i locali, lungo la zona della movida. Potrebbe esserci la percezione che qualche cosa sia pericoloso e in realtà così non è. Altro è invece, e devo dire la verità che Governa comunque lo ha detto, è quando gli atti succedono. Quindi questa è la dicotomia di cui si faceva riferimento. Se vuole rispondere Grazie, un attimo. perché in realtà non avevo sentito quello che ha detto il collega Governa, però ha già spiegato lei abbondantemente. Ok, allora andiamo in pubblicità, poi torniamo con Marcello Medau. Abbiamo una telefonata in linea e anche ancora una mail, quindi c'è argomento. Buongiorno. Buongiorno a lei e al suo ospite, sono Gino. Buongiorno signor Gino. Buongiorno signor Gino. Volevo agganciarmi alla telefonata della signora Nivea precedentemente, che è una mia coetanea e che apprezzo molto nei suoi interventi. Però volevo dire che lei ha criticato il fatto che la gente telefona più volte, eccetera. Io volevo dire che questa trasmissione è un tesoro inestimabile, perché consente alle persone, cittadini normali, di esporre i propri concetti che se no altrimenti non sarebbero ascoltati da nessuno. Questa è la vera agorà greca, dove ogni cittadino vale per quello che lui dice. Quindi bisogna mantenere questa cosa che è un tesoro, ripeto, inestimabile. Dopodiché volevo dire che il discorso della sicurezza è un discorso che viene da lontano. In Europa che l'agenda 2030, costruita da poteri forti, che i nostri dirigenti europei stanno applicando in maniera puntuale, che prevede di creare il meticciato, cioè quello che è la cultura e la popolazione europea deve essere praticamente disgregata, deve venire fuori, secondo questa agenda, un popolo che non ha cultura, che non ha tradizioni, che non ha niente, e quindi bisogna mischiare, solamente che si mischia con culture aggressive. E si vede per esempio anche l'esempio di quello che è successo adesso in Spagna, che precedentemente, qualche giorno prima, il Marocco ha eliminato dalle sue carceri un sacco di personaggi delinquenti, e questi qua si sono praticamente scaricati in Spagna, ma questo succede normalmente da anni, quindi noi siamo invasi da personaggi
che di cultura e di stare nella civiltà non hanno nulla, e questo è dovuto al fatto che i nostri politici sono agganciati a questi discorsi che in Europa è la sinistra che li sostiene e che purtroppo non riusciamo a disfarcene. Grazie e buongiorno. Prego. Buondì. Mi è molto piaciuto il discorso dell'agora greca. No, effettivamente è così, questa trasmissione ormai è un cult, tanti problemi si risolvono grazie a questa trasmissione perché abbiamo la possibilità poi di conoscerli, andare, io personalmente ci vado di persona tantissime volte, insomma tante volte si riesce, tante volte no, quindi effettivamente è un momento assolutamente prezioso per noi e per la popolazione, insomma, quindi in realtà questo io non smetterò mai di ringraziarvi. Per quel che riguarda che diceva il Signore sulla sicurezza, io sono un po' meno complottista, ecco, diciamo che non penso che ci sti poteri forti che poi, non penso in queste cose qua, penso che in realtà stiamo vivendo a livello sicuramente europeo, ma globale in un certo qual modo, un momento molto particolare e quindi bisogna ovviamente, come diceva il signore precedente, cambiare forse gli strumenti per poter combattere queste cose. Insomma, sono sempre state, sempre ci saranno, effettivamente ultimamente con la possibilità che abbiamo tutti di vedere tutto subito, è ovvio che questo viene sicuramente ampliato e si capisce subito, no, la violenza che c'è in città e quindi anche la percezione sicuramente. Insomma, quindi effettivamente io penso che sia sempre stato un po' così, però ultimamente, no, andiamo su qualsiasi social ed è subito là, insomma, no? Che questo in un certo modo potrebbe essere anche un bene, perché in realtà, come vediamo noi, vede anche la polizia, i tutori dell'ordine, persone che assolutamente rispetto e godono della mia totale ammirazione, insomma, hanno la possibilità di intervenire. Allora, questo telespettatore pone un altro problema, dice: volevo portare l'attenzione ancora una volta sul problema dei parcheggi nella zona Bazzoni, Besenghi, Montecucco, quindi qua intorno a dove abbiamo la redazione. Si potrebbero fare dei parcheggi per residenti, come già fatti in centro città, non ne possiamo più di vedere turisti dei bed and breakfast che parcheggiano gratis per giorni e giorni e noi residenti non sappiamo dove mettere l'auto. Oddio, come lei sa, anch'io qua vicino ho un punto qua vicino, quindi effettivamente non ci avevo mai pensato, devo dire la verità. Mi sorge nuova però. Sì, non ci avevo mai pensato, sicuramente farò una riflessione, perché come sai io giro sempre in moto, in realtà ringrazio il telespettatore, non so se sia possibile farlo, però effettivamente carenza di parcheggio ce n'è, perché ce n'è, quindi grazie, sicuramente farò una riflessione, vediamo se si può. Magari, non so, nella zona, no, che zona? Qua, insomma, no? Bisognerebbe anche essere un po' più specifico. Sì, comunque sì, proverò a vedere, dai, se si può fare, non è nulla così semplice, perché non è una cosa semplice, però insomma sicuramente non ci avevo mai pensato. Ovviamente con questo ragionamento vale un po' per tante zone della città. Sì, no, sì. Perché in effetti ho già ricevuto parecchie segnalazioni sul fatto che manca parcheggi, insomma, lo dico perché loro sì, insomma, però forse sarebbe da strutturare questo in modo, no, per ogni zona dove ci sia la difficoltà, però è così, dai, grazie per la segnalazione. Allora, qua dice via Baiamonti, non si vede nessuna novità sul segnale stradale 30 km/h in via Carpineto. Ci sono problemi per metterlo? Allora, via Carpineto. Allora, noi siamo riusciti a mettere il segnale 30 km/h in via Ronchetto, che ci chiedeva il signor Luciano, no, dietro lì dove vedo. Questo sì, forse lui. È il signor Luciano? Non avrete sbagliato, avete messo il via Ronchetto invece di via Carpineto, perché lui dice... È il signor Luciano? È Luciano via Baiamonti. Luciano via Baiamonti, sì. Allora, si parlava, signor Luciano, allora, da quello che io mi ricordo, era quella vietta stretta che partiva da via Salata e attraversava via Baiamonti e andava oltre. C'è una vietta davvero strettina là e quindi effettivamente lì abbiamo messo il segnale 30 km/h e in realtà sarebbe opportuno mettere anche i dissuasori dal momento che si può quando mette a 30 km/h, no? Lo scopo era questo qui. Sulla via Carpineto mi giunge nuova. Che via Carpineto è quella dove sono le agavi, per capirci, no? Che vai su per di là, poi c'è la strettoia, su. Lì non lo so, mi giunge nuova. Grazie signor Luciano, magari ci sentiamo, magari me lo specifica. Sentiamo
Stiamo alla prossima telefonata, buongiorno. Buondì. Buongiorno, niente, volevo riferirmi al discorso della criminalità. Prego. Allora, secondo me, almeno quello che io vedo a Udine, ma penso sia la stessa cosa a Trieste, la criminalità è scoppiata da quando c'è questa immigrazione clandestina. Allora, cosa vuol dire? Che a mio parere è inutile fare carceri, perché fra qualche anno, se c'è questa continua ondata, continua invasione di questi signori che vengono dal Pakistan, dal Bangladesh, che la guerra non l'hanno neanche vista in fotografia o al cinema, forse al cinema l'hanno vista la guerra. E allora volevo dire, l'unica cosa è cercare di bloccare questi clandestini che arrivano in Italia, perché non è possibile, fra qualche anno, Dio ci salvi, se vince la Schlein, se diventa primo ministro una Schlein, qui avremo non un'invasione di più, qui avremo centinaia di migliaia di persone che arriveranno in Italia. Allora, perciò carceri può anche andare bene, però io queste persone farei delle carceri tipo in Albania, con delle guardie albanesi, le quali sanno come approcciarsi a questi signori. Seconda cosa, vorrei fare anche un appunto al centrodestra, perché basterebbe guardare un certo tipo di legislazione americana. Cioè, per esempio, legittima difesa, ma è possibile che un governo come il nostro, che ha una maggioranza bulgara in Parlamento, non riesca a varare una legge che non ci siano interpretazioni sopra? Tipo, se tu entri in una proprietà privata rischi la pelle, punto a capo. Ecco, per quanto riguarda la polizia, aumentare l'organico sì, può essere una soluzione così, ma non credo che sia questa la soluzione, perché se tu non puoi intervenire, che siano 10 poliziotti o 1000 non cambia niente, se la legislazione ti impedisce di intervenire. Ecco, va bene, grazie e buongiorno. Grazie al telespettatore. Sì, diciamo che effettivamente noi, sia a livello governativo, ma per quello che possiamo fare anche in città, noi cerchiamo di combattere il più possibile questa immigrazione fuori controllo. Spediamo un sacco di persone da altre parti, quindi effettivamente si nota che ce ne sono di meno, questo è un dato di fatto. Si può sempre migliorare, ovviamente. Teniamo presente che, come diceva il signore della Schlein, per l'amor di Dio, io voglio solo ricordare una cosa a tutti i telespettatori, che una consigliera regionale, la Massolino di adesso Trieste, ha preparato un emendamento, io ce l'avevo sempre qua ma comincerò a portarmelo dietro, di 450.000 euro, un emendamento in previsione di bilancio di 450.000 euro per incrementare quelli che sono i luoghi dei richiedenti asilo. Io questo trovo di una gravità assoluta, ovviamente è stato bocciato, ma questo è il rischio che corriamo nel caso in cui questi signori dovessero andare sia a livello comunale, regionale o ancora peggio nazionale, insomma, no? Quindi effettivamente si può fare di meglio? Sì. Possiamo cercare di fare ancora di più? Sì. Ma questa, la contropartita è questa qua, insomma, signori che cercano di incrementare questa gente che arrivano, che effettivamente, come diceva il signore, qualcuno la guerra non l'ha vista neanche in TV, insomma, no? Allora, il signor Luciano ha sbagliato, intendeva via Ronchetto, quindi è pronto sto cartello. Ma il cartello è già, cioè il cartello c'è già dei 30 km/h, no? Okay. Passando da via Baiemonte lo vedi anche, però effettivamente non è finito il lavoro perché lì ci vogliono assolutamente i dissuasori. Perché ecco, sulla questione dei dissuasori ci prendiamo giusto, oddio. Sì. Oggi è giornata proprio dei gag. Allora, un telespettatore dice: vorrei capire la differenza dei mezzi di soccorso e di trasporto della vicina Slovenia in merito all'uso dei dossi per limitare la velocità, che è una questione... Questo qua è un mistero proprio, sì. No? Io mi batto spessissimo anche con la polizia locale, perché i dissuasori, se uno va a Padova, se uno va a Monfalcone, ce n'è dappertutto. Invece qui c'è la scusa, ci sono le ambulanze. No, ma le ambulanze sono da tutte le parti, quindi la ratio con la quale noi ragioniamo qui è il fatto che se abbiamo i 30 km/h si possono mettere i dissuasori, no? Sì. È ovvio che non puoi mettere 30 km/h, non so, sulla via Forlanini, è ovvio che no, però dico, no, io non capisco perché in tutta Italia si può, in tutto il mondo si può.
no? E noi qui facciamo fatica a mettere 2 dissuasori. Secondo me è un sistema ottimo, è un sistema che costa poco e rende molto, però effettivamente qui si è resti ad attuare. Io ho parlato anche con dei grossi esponenti di scuola guida, quindi che è il loro pane, no? Addirittura col vecchio Chiarandini, che era l'ingegnere Chiarandini, che era il numero 1 qui a Trieste, ma anche in Regione per quel che riguarda la motorizzazione civile, ed effettivamente non c'è nulla osta, no, a poterli mettere, ma qua la polizia municipale questo non lo vuole fare. È strano. Non ci sarà la soprintendenza che... Sì, però insomma dico, per carità, sai, anche lì, no, mi collego un po' a quello che diceva il signore, però anche se è diverso, viene un po' interpretato quel che è, non è chiarissimo effettivamente, no? Bisognerebbe chiarire questo fatto qua, perché i dissuasori, io sono un fan dei dissuasori. Andiamo alla prossima telefonata, poi andremo in pubblicità. Buongiorno. Buondì. Pronto? Facciamo ancora... No, c'è vita dall'altra parte. Pronto? Pronto? Ok. Vabbè, eventualmente ripristiniamo. Sì. Allora facciamo così, andiamo in pubblicità, poi torniamo e parliamo di questo progetto Fermata Amica. Fermata Amica, perfetto. Allora, Fermata Amica. Sì, allora è un progetto di qualche annetto che avevo in mente, io e l'assessore Lodi, che ci stiamo lavorando da un bel po', poi in realtà così, uno ritarda, ma lo porterò sicuramente avanti adesso, anche in relazione a queste 5 fermate che l'assessore, no, con fondi regionali, se non vado errato, ha deciso di fare in Viale Miramare. E quindi questa fermata amica non è nient'altro che un po' come l'hanno fatta in via Baiamonte, praticamente questo trapezzo che esce, l'autobus arriva, no, e quindi si fa molta meno fatica, guadagniamo 19 centimetri quello dei marciapiede, quindi i nostri anziani potremo salire quasi a livello, no? Uno, e due, le macchine non si parcheggiano sulle fermate, quello è un grosso problema di Trieste. È tremendo, no? Voi tenete presente che nel caso in cui una fermata sia occupata da una macchina, il conducente teoricamente non è in sicurezza e non potrebbe mai far salire né scendere nessuno. Addirittura? Sì. Quindi però questo cosa accade? Facciamo un esempio pratico: uno sale in Scalabonghi, deve scendere la prima fermata di via Picardi, per capirci, è occupata la prima, è occupata la seconda, è occupata la terza, lo fa scendere giù, no? Sì, ovviamente sequestro di persona, già viene fuori un problema. Però io faccio un appello ogni volta che si parla di questo: non fermatevi, no? Perché un minuto io, un minuto te, un minuto lui, e la fermata è sempre occupata. E se uno è effettivamente in carrozzella o anziano, fa fatica, è un problema, no? Quindi facendo questa fermata amica, anche questi qua con soldi, si può fare con soldi regionali, no? Laddove si può, perché noi abbiamo una percentuale di fermate dove si può fare questo che non è altissima, Trieste ha una morfologia un po' particolare come territorio, quindi tirando un po' fuori questo marciapiede, le macchine non si fermano in fermata. Devo dire che ho ricevuto un po' di attrito, qualcuno era restio sul fatto che se l'autobus si ferma si va un po' a intasare il traffico, no? Però insomma io penso, penso che sia superabile, non è pensabile oggi andare in centro città con la macchina, no? Cioè, secondo me insomma, no, il trasporto pubblico funziona molto molto bene, bisogna migliorare, e io penso che questo sistema lo miglioriamo soprattutto nelle fermate importanti, no? Le macchine non si fermano in seconda fila e si arriva quasi a livello di saliscendere dell'auto, guadagniamo parecchi centimetri. Approfitto del momento in cui parliamo di fermate, io preparerò, penso, sicuramente una mozione che poi mi riserverò di trasformare in emendamento, per ampliare quel che è il discorso delle fermate che ha fatto l'assessore Babuda in Viale Miramare, che ci sta lavorando, per ampliare e mettere anche in zone dove effettivamente c'è un peso importante di persone con disabilità e persone anziane fanno fatica. Mi viene in mente, non so, San Giacomo, Centro Città, la zona dell'Oiano, insomma, no? Quindi questo sarà sicuramente un mio impegno. Allora, credo anche per onorare le origini brasiliane di Marcelo Medauce, questa adesso sta telenovela
desto cartello di 30 km. Allora, il signor Luciano dice: il codice della strada dice che il divieto di 30 km finisce alla prima intersezione, in questo caso da via Capodistria, manca in direzione Baiamonti, e per fare il dissuasore bisogna mettere prima il segnale di divieto di 30 km. Bravo, signor Luciano. Però qui invece c'è, se vogliamo, anche lo spin-off, sempre rimanendo in termini di... Allora, i dossi artificiali nel nostro paese, scrive il signor, no, non si firma, per cui non dico, ma dice, possono essere installati esclusivamente su strade residenziali o nei parchi pubblici e privati e nei residence, dove il limite di velocità è inferiore o uguale a 50 km/h. La normativa ne vieta categoricamente l'uso su strade che costituiscono itinerari preferenziali per i mezzi di soccorso o pronto intervento, grandi arterie di scorrimento e viali principali, strade con limiti di velocità superiori ai 50 km. Questa è la normativa. Che non vale per Monfalcone. Perché? Io non mi ricordo più, siamo già andati in pubblicità, sì? Non so. Siamo già andati? Sì, ok, chiedo scusa. Perché in effetti a Monfalcone ci sono là, insomma, no, però dico, secondo me, ecco, non dico sulla via Forlanini o sulle arterie principali che portano all'ospedale, non dico questo, però in tante zone si potrebbe sicuramente utilizzare come Monfalcone. In Slovenia invece, sempre lo stesso telespettatore di prima, dice i dissuasori di velocità sono legali, ma il loro posizionamento è strettamente regolamentato, possono essere installati esclusivamente dagli enti pubblici competenti e solo su strade urbane o locali in cui il limite di velocità non supera i 30 km/h, come nei pressi di scuole o asili. È severamente vietato ai privati installare dossi o ostacoli autonomamente sulla pubblica via. Questo sì. Beh, insomma, che è il caso nostro. Che è il caso, sì. Sentiamo allora la prossima telefonata. Buongiorno. Buondì. Buongiorno dottor Bosatti e buongiorno al consigliere Melau, sono Attilio. Buongiorno. Allora, io chiamo in ordine a una questione di cui ho sentito trattare molto, io vi seguo quotidianamente, riguardo la velocità che poi causa gli incidenti purtroppo stradali più o meno gravi, di cui tra le varie cose, ma proprio da parentesi, io sono stato il 1° maggio vittima in scooter per una distrazione e mi sono trovato una macchina che mi ha attraversato 90 gradi però, e non c'è stato il verso, e andavamo a meno di 30 all'ora, ma non c'è stato verso di schivarla. Poi fortunatamente non è accaduto nulla di grave. Questo è buono. Ma detto questo, non è un caso personale, è una considerazione generale. Quello che io tengo a sottolineare è che spesso continuamente sento parlare di abbassamento dei limiti, giustamente in qualche modo, dei dossi e quant'altro, però c'è un aspetto che ne sento parlare poco, della coscienza civica e dell'attenzione al codice della strada che riguarda i pedoni, di cui sono anch'io un pedone, come sono uno che porta la moto piuttosto che la macchina. Io vedo quotidianamente, vivendo in centro città, persone che attraversano la strada più o meno sulle zebrate o meno, scrivendo messaggi al cellulare senza nemmeno alzare la testa, e guarda che non è un caso, è statistica, senza nemmeno alzare la testa per guardare se sta arrivando una macchina, tanto sono sulle righe. Altra cosa, brevemente, vedo genitori, perché spesso si parla che l'educazione passa per dove? Per la scuola e per la famiglia, o per la famiglia e per la scuola, non diamo priorità. Genitori che attraversano con i bambini la strada con il segnale di stop, quindi rosso, non possono attraversare, e quindi che insegnamento si dà ai nostri bambini? Mi scusi, io non è che adesso la voglio far passare un'entrata del Peppino De Filippo, però è oggettivo che se un ragazzino piccolo impara il fatto che comunque si può attraversare, cosa farà quando avrà la facoltà di andare in giro da solo? Quindi, comunque, tornando al punto e chiudendo, biciclette contromano, monopattini meno contromano, pedoni che attraversano senza nemmeno guardare, però sento prevalentemente parlare dell'abbassamento dei limiti di velocità.
mi pare alquanto riduttivo, e mi parrebbe che probabilmente la polizia locale di Stato, piuttosto che fanno un egregio lavoro meraviglioso quotidianamente, dovrebbero essere anche molto severi da questo punto di vista con chi in questo modo si comporta. Io ringrazio. Rimanga in linea un attimo, giusto un momento, perché qui può diventare una cosa curiosa. Posso chiedere quanti anni ha? Io? 66. 66. Allora probabilmente si ricorderà, appartiene alla mia generazione, si ricorderà che questo malcostume di attraversare col rosso, eccetera, ha una data di inizio, perché dobbiamo anche dire le cose. Io ricordo, fino al 1973 non era nemmeno minimamente pensabile che una persona mettesse piede giù dal marciapiede con il semaforo rosso. Quando è iniziato il periodo dell'austerità, dove non c'erano le automobili che circolavano la domenica, mi sembra la domenica, non mi ricordo, ecco, perché la domenica... Nel 1942. Ecco, da quel momento in poi, logicamente, non ci sono macchine e allora si comincia a attraversare. Da quel momento là è incominciata questa... Sì, prima... Tu non potevi, ma non è che non potevi, non ti veniva nemmeno minimamente in mente di poggiarci. Io vedo delle cose in via Palestrina, Largo Piave, l'attraversamento Largo Piave via Palestrina, dove, sbagliando logicamente, però le auto che arrivano da via Cicerone tendono ad arrivare con una certa velocità perché magari vedono il verde. Io vedo delle cose allucinanti, cioè, stavo per dire telespettatori, pedoni che attraversano la strada quando per loro scatta il rosso, robe che non sa, Piazza Goldoni, quell'altro semaforo che hanno messo è opzionale probabilmente, quello alla fine di via San Michele, lì c'è un semaforo, si aspetta un attimo. Come diceva giustamente il signore, si scrive al telefono quando si è fermi al semaforo, è una roba assolutamente... E se sono si fastidiscono anche? Ti mandano a quel paese? Sì, è andato via il telespettatore. Comunque... Ok. Grazie comunque. Grazie. Buona giornata. Altrettanto, davvero un ottimo punto di osservazione. Effettivamente, come sapete, io sono un fautore delle strisce pedonali, no, dei rosso. Vi ricordate la battaglia? In via Mazzini. In via Mazzini ho fatto una battaglia per anni, no, per spostare quelle strisce un po' più in giù, perché la gente attraversava col rosso. Avevamo fatto un conto, mi sembra, anche proprio con Tele4, non so quante persone all'ora attraversavano col rosso, là era 200... 300 persone all'ora, no? Ed effettivamente è un problema. Il discorso di abbassare la velocità è questo qua, no? Perché effettivamente se una persona anche se attraversa col rosso sulle strisce è sempre sulle strisce, no? E il conducente che malgolatamente arriva e magari la tocca passa dei guai, cosa che non è corretta. Ha ragione il telespettatore, bisognerebbe, no, cominciare a multarla. Quando abbiamo spostato le strisce, io mi ricordo che avevo chiesto alla polizia, sono andate a prendere qualcuno, però non danno neanche importanza, perché quando vieni fermato dalla polizia hai attraversato col rosso, tipo, ma cosa vuoi? No, siamo arrivati a questo livello qua, ed è pericolosissimo. Io ho visto, tra l'altro, una volta anche, per quanto riguarda, poi dicono che a me non piace chi va in bicicletta, a me non piace chi va in bicicletta contro le regole. Io ho visto gente scendere da via Capitolina in bici, correndo, cioè senza casco, e manco giovani. Immaginate andando giù per via Mazzini con un'autobus di 18 metri, di 12 metri, va giù per via Mazzini, c'è la folla di persone, uno di colpo attraversa dall'altra parte e sta arrivando l'autobus, cioè infatti si cerca di andare un po' in centro, no? È davvero pericoloso e manca totalmente quel senso civico, no? Di poter rispettare questo tipo di regole per la propria vita, tra l'altro. Abbiamo una telefonata, poi una mail che devo leggere perché ci porta in una parte della città della quale dobbiamo parlare. Buongiorno a chi è in linea. Buongiorno, sono Maurizio, non credo a San Nicolò e non credo alle fiabe, purtroppo ce le raccontano sempre di più. Allora,
tutto bello quello che parlate, io volevo porre l'attenzione su una cosa che ho sentito ieri, che ho visto anche del Tele4 il giorno prima. Allora, si sa che a Trieste è diventato un terreno per le speculazioni edilizie. Il Porto Vecchio ne è una dimostrazione lampante, no? Si fanno gli appartamenti, poi verranno venduti non per i triestini, perché io non posso permettermi 10.000 euro al metro quadro, voi forse sì. Ecco, però lasciamo perdere, la caserma di Banne si ripete la stessa identica storia e va bene, ho capito, amo Trieste, sono triestino perché sono nato qua, perché a Sant'Anna sono seppelliti i miei genitori, i miei nonni, i miei bisnonni, e ho rinunciato a cercare a combattere per questa città. Allora fate quello che volete, però non ce ne c'ho per la schiena. Ho sentito dire, e il sindaco era presente, uno di questi invitati famosi, dire: noi siamo qui, costruiremo delle case dove anche un infermiere che viene a lavorare a Cattinara potrà permettersi di avere la casa. Signore, lei pensa che un infermiere di Cattinara, con tutto il rispetto per il lavoro, ma lo stipendio è quello che è, se qualche infermiere ascolta adesso può telefonare e dire se può permettersi con lo stipendio di infermiere di Cattinara comprarsi un residence sul Carso con terreno attorno di boschivo, ecco, se può permettersi a 10.000 metri al quadro di comprarsi una casa là. Allora non solo lo fanno, ma ci pigliano anche per il sedere. E il sindaco tutto sorridente vicino. Ecco, questo è una. L'altra, come diceva Andreotti, che non era mona, a pensarci male di solito si fa peccato, però ci si azzecca. C'era il sindaco di Muggia ieri e ha fatto un bel ragionamento, ha detto: porteremo la fognatura da Muggia verso Lazzaretto. Porca che bello! Dopo ho pensato un attimo, ho detto: ma perché? Perché? Perché io mi chiedo il perché delle cose. Perché? Perché bisogna costruire tutta quella parte che arriva al mare con delle meravigliose casette che verranno vendute. Chi se compra una casa senza fogna? Allora, intanto si fa la fogna con i soldi giustamente dei cittadini, di tutti quanti, e dopo si sbagazza il resto. Allora, io spero di sbagliare, spero tanto di sbagliare, però è tutto nei vostri programmi come è stato fatto. Ringrazio Medau, oltre che ringraziare voi. Io sono quell'imbecille che tanto tempo fa le ha telefonato in trasmissione e le ha detto che secondo lui i giovani dovrebbero fare dei corsi con i pompieri in pensione. Ecco, sono quello là. Ecco, io penso che nella vita bisogna pensare e per favore non stene con tarfiate. Fai quel che vuole, ma non stene in giro. Grazie. Okay. Mi ricordo quella dei vigili del fuoco, e infatti io ho mandato subito una mail, subito fatto una richiesta, assieme a quella delle scuole ho chiesto anche dei corsi di grafologia che non c'entra niente, ho chiesto un corso tra l'altro su come si comportano i bus, si sale, si scende, quindi sono tutte cose che sono in cantiere, ma non è che si risolvono, che si riesce a fare tutto subito, insomma, no? Quindi non è un imbecille, ha dato una bellissima idea. Per quel che riguarda effettivamente il sindaco di Muggia, sono sincero, ho letto qualcosina, ma non le so dire nulla, perché su Muggia non sono all'interno del Consiglio di Muggia, quindi non posso dire niente. Sul fatto del progetto del porto, io trovo che sia un progetto, oltre alle case si costruiranno, ci saranno dei locali, ci saranno dei bar, verrà praticamente tutta la corrente verrà fatta con un sistema ultramoderno, quindi un sistema pulito, quindi io sono assolutamente favorevole perché quello è il progetto del porto, credo che sarà una città nella città. Poi è ovvio che degli appartamenti là neanche io, guarda, non mi posso permettere, sì. No, insomma i 10.000 euro al metro quadro non posso permettere, ma ciò non vuol dire che questo non possa essere attrattivamente positivo per la città, perché arriveranno magari delle persone facoltose che potranno poi investire in città, come io penso che sia giusto seguire questo filone. Allora, segnalo che nella fermata in via Alpi Giulie 2, vicino alla piscina, c'è una struttura metallica che andrebbe tolta. Vicino alla piscina, passerò a vedere. Allora, via Alpi Giulie, siamo ad altura. Sì. Cosa c'è sul giardino Falcone Allora, Borsellino? È una cosa che mi rende davvero molto orgoglioso. Allora, praticamente il 1 agosto del 2024, non so se riuscite poi a inquadrare qua i cognomi, qua le date, Bernobic e sì. Medau, abbiamo preparato un emendamento, no, dove mettiamo anche qui 350.000
1.000 euro per la sistemazione del giardino. È tecnica necessaria per incrementare lo stanziamento previsto è 350.000 euro. È un emendamento mio e del consigliere Bernovic e mio, che andiamo orgogliosi e siamo super felici che dopo 2 anni l'assessore, l'ho visto l'altro giorno che è andato lì giustamente insomma, no, a dire che finalmente i lavori saranno iniziati con parecchi soldi, quindi ecco, per noi è questione di orgoglio il fatto che è partito tutto da Bernovic Medau, no? Credo che sia giusto raccontarlo, perché tante volte ci sono degli incontri, no, ad altura, come avete partecipato anche voi, ma effettivamente noi puntiamo soprattutto alla concretezza e quello che si può fare. Quindi ecco, volevo sottolineare questo fatto che per noi è questione di orgoglio essere riusciti a contribuire attivamente e in modo cospicuo al rifacimento dello skate park di Altura. Allora, abbiamo una telefonata, buongiorno. Buondì. Buongiorno, sono Franco da Udine, buongiorno. Allora signori, buongiorno. Buondì. Allora, quando Meloni aveva detto del blocco navale, io l'ho votata. Adesso voto Vanazzi. Ad ogni modo, vediamo un po' cosa fa. E vorrei che qualcuno diciamo, della televisione spieghi anche i discorsi di Vanazzi. Allora, adesso le difensori di velocità. In autostrada c'è la corsia di emergenza che se tu superi quella lì senti sotto di te come se fosse una rete metallica che ti fa vibrare la macchina. Non servono i dissuasori di velocità nelle case, nelle città, perché quei dossi lì fanno saltare anche la dentiera quando salti su a una velocità leggermente più alta. Russo l'altro giorno, 2 giorni fa, ha detto perché la Meloni non ha fatto il blocco navale? Ma perché le sinistre non danno una mano alla Meloni a fare il blocco navale? Voglio avere una risposta, grazie. Mandi. Chiedo alle sinistre. Sì, appunto, chiedo alla sinistra. Però devo dire una cosa, in tanti anni che vengo, in tanti anni che il signor Franco chiama, per la prima volta mi trova d'accordo perché la sinistra... c'è una prima volta per tutto, insomma. Comunque sì, di Suasoro che si parlava, e il signor Franco appunto non essendo di Udine non conosce la città, si parlava in certe vie un po' particolari, insomma, dove non sono tutte affluenze di casa, ecco, comunque sì, ecco, ho risposto, insomma, nel senso che chieda a Russo o a qualcuno perché non dà una mano, perché loro sono favorevoli a incrementare quel che sono, no, sul territorio i richiedenti asilo, insomma, o chi milanta di arrivare da una guerra, insomma, questo loro sono favorevoli, al contrario, quindi noi cerchiamo di fare il possibile per bloccare e loro il possibile per sbloccare. Allora, il signor Nevio Tull ci chiede non abbiamo risposto, e quindi torniamo all'argomento portante di questa puntata, dice: come mai non è stato fatto alcun commento sui servizi igienici mancanti nei cimiteri di periferia? Beh, guardi, perché effettivamente io non lo sapevo. semplice, mi informerò e cercherò di capire, devo dire la verità. Ho fatto i commenti su quelli degli autobus, perché lo so, questo qua signor Nevio, sì. Signor Nevio, mea culpa, non ne sapevo, però sicuramente mi dà lo spunto e mi dà l'occasione di informarmi. Allora, andiamo, c'è ancora una telefonata, buongiorno. Buondì. Bosazzi, buongiorno, sono sempre io. Perfetto. Allora, visto che sono stata presa in considerazione più di una volta, mi sento il diritto di poter controbattere. Allora, il signor Gino ha detto che tutti hanno il diritto di esprimere i propri pensieri, anch'io ne sono sicura, però... anch'io penso che Tele4 sia una piazza in cui tutti mettono i propri problemi e i propri pensieri. Però se si telefona 3 volte e anche logoroici, ecco, non tutti possono avere le stesse libertà, perché si occupa il telefono tantissimo tempo. Poi volevo dire una cosa al signor Gino.
Io sono quasi sempre d'accordo con lui e ascolto con interesse i suoi interventi. Sono d'accordo soprattutto anche sull'Europa, anche se lì c'è Medawi, che saluto. Altro è di discutere sulle scie degli aerei e sui alberi che vengono tagliati perché c'è il G5 o con altre cose del genere, e andare per le lunghe, Bosazzi, essere proprio logoroici. Questo è il mio problema. Io non ho né l'interesse né niente di telefonare ogni giorno, però quando mi si porta sul ghiaccio io scivolo. Grazie. Allora, io capisco tutto quanto, però insomma è una discussione che noi facciamo molto spesso in redazione, la necessità eventualmente di reintrodurre, ma quello è molto antipatico, il cronometro per i 2 minuti. Noi non abbiamo nessun tipo di come dire, filtro, chiamiamolo così, non abbiamo nessun tipo di controllo, perché riteniamo che le persone che ci ascoltano possano capire se e quanto devono telefonare, e possano capire anche quanto devono essere brevi nelle loro domande, e non possiamo come dire, mettere in piedi anche un comitato scientifico che stabilisca determinate cose. Abbiate un attimo di pazienza. Le regole sono queste, stanno funzionando da 10 anni, alcuni anche di quelli che insomma molti hanno contribuito anche alla trasmissione con queste regole. Insomma, questione di buon senso, no? È una questione di buon senso, insomma. Allora, andiamo alla prossima telefonata. Buongiorno. Buondì. Sono io? Sì. Buongiorno. Volevo segnalare il signore che va spesso in giro a vedere, che a Roiano, zona che lui forse non conosce tanto, all'angolo tra via Saltuari e via Barbariga, è da fermo più di un anno di un furgone adattato a Volkswagen, adattato a tipo che ha il vetro davanti del passeggero rotto, che si vede la cabina intera, quindi lì qualcuno può andare a dormire e quelli che rintracciassero i proprietari, oppure che provvedesse in mozione, perché può essere anche pericoloso. Okay. Se può andare a vedere, vedrà. Via Saltuari, angolo via Barbariga. Conosco bene la zona. In salita sulla destra della via Saltuari. Perfetto. È molto pericoloso. Grazie. Volevo dire. E dopo la questione dei semafori, che la gente attraversa sul rosso, un semaforo tipico di questo è quello che va da Largo Santin a via San Sebastiano, quello che viene in 3 tempi il rosso, perché passano le macchine che vengono da Corso Cavour, dalle rive, quelli che vengono da via Cadorna, e in mezzo resta dei momenti di vuoto, con tu che semaforo segni rosso, e la gente va oltre in quei momenti. Quello è molto pericoloso, quello lì, quel semaforo. Grazie. Grazie per l'interessamento. Non sono quello che chiama tante volte. No, ma adesso non è che potete... Io sempre in difesa di Roiano, che non si dimentica. Potete chiamare quando volete, insomma. Poi sta a noi eventualmente fare i vigili, eccetera, e a noi, insomma, fondamentalmente il nostro lavoro non dà neanche tutto sto fastidio. Prego. Vabbè, allora, io siccome ho un appuntamento in zona, quando io finisco qui alle 10... pensavo adesso che devo andare via. No, un appuntamento in zona alle 10:30, io finisco qua a 10:15, ovvero 10:15, vado direttamente a Roiano, perché sono in zona, vado a vedere questo furgone qua, se chiedo se magari c'è assicurazione, non c'è, rintracciamo il proprietario. Poi vicino a Roiano c'è Rio delle Scalze. Esattamente. Allora sono andato la settimana scorsa, o 2 settimane fa, poi il tempo questo non so io. Non mi ricordo, ma comunque pochi giorni fa mi sono incontrato con un signore su in via Commerciale, angolo via dei Giagioli, e lì c'è questo Rio Scalzo, che praticamente è una specie di foresta amazzonica abbandonata che va fino a Roiano. Qui abbiamo solo una foto molto parziale, fra l'altro. Sì, ed è esattamente... Sì, e praticamente
Cosa succede? Lì sarà quando piove, quando si forma un acquitrino, davvero c'è un rischio importante lì. Quindi io sono andato l'altro giorno in regione per capire come fare, come non fare, come trovare la possibilità di dare una mano a tutte le famiglie che abitano là, perché ovviamente quelli portano bestie, insomma portano un sacco di cose che non va bene. Quindi ho trovato forse un sistema in modo che si riesca a lavorare velocemente senza dover aspettare tanto, quindi sto portando avanti questo argomento, portando avanti questo discorso, perché effettivamente credo che sia corretto sistemare. Questo signore aveva tra l'altro comprato una casa da poco lì ed effettivamente lì è davvero un posto, ho visto dall'alto, no? Che prova fino a Gioroiano, ed effettivamente è un qualcosa che va sistemato, insomma, no? Voglio solo dire che effettivamente me ne sto occupando, non so se riusciremo a fare in breve, però ecco, il mio impegno c'è. Attenzionato sì, questo. Sì, sicuramente sì. Allora, il signor Claudio Visentin scrive: traffici portuali in crescita, Trieste accelera da ex portuale, Porto Vecchio non deve rimanere uno spazio nostalgico, ma diventare il cuore pensante, un punto franco tecnologico e dell'innovazione, oltre il semplice transito, creare valore in loco. L'assemblaggio, la lavorazione leggera, la trasformazione, la rifinitura dei beni ad alto contenuto tecnologico in regime di punto franco sono le attività che generano occupazione qualificata, stipendi solidi e indotto per le nostre imprese locali. Mantenere e valorizzare lo status doganale speciale del Porto Vecchio ci permette di accogliere aziende manufatturiere ad alta tecnologia, centri di ricerca e start-up da tutto il mondo. Signor Claudio, non sapevo lavorasse in porto, nulla da dire, effettivamente sono pienamente d'accordo con il signor Claudio, come sempre tra l'altro. Allora, vediamo se abbiamo altre sollecitazioni via mail. Sì, dice, rispondendo a Franco da Udine, dice questo telespettatore: il blocco navale non si può fare perché è illegale dal punto di vista del diritto internazionale, salvo casi specifici come la legittima difesa o un'autorizzazione del Consiglio di sicurezza dell'ONU. La risoluzione 1 del 74 lo definisce espressamente un atto di aggressione. Questo per quanto riguarda la questione del blocco navale. Perché tante volte si sembra semplice, è vero che magari uno tende, ma anche in campagne elettorali, io capisco, non tende un po' ad andare oltre, ma effettivamente poi si scontra con quelle che sono le leggi e quelli che sono i regolamenti. Telefonata, buongiorno. Buondì. Pronto? Sì, prego. Allora, volevo dire, no, che l'unica volta che i nostri politici, Camera e Senato, erano d'accordo, cioè parlo destra, sinistra e centro, e quando un politico delle 5 Stelle di nome Di Maio fece un intervento per rivedere le pensioni d'oro, no? O addirittura eliminarle, no? Là la politica era tutti d'accordo, ecco. Poi un'altra cosa, non vorrei fare domande al Medao, consigliere credo che sia, no? Ecco, ma non so, quando intervengono in trasmissione, non so, ci dia delle buone notizie, non so, butto là il mese di agosto, non so, i parcheggi sono gratuiti, non so, belle notizie. Abbiamo sempre brutte notizie. Faremo, poi non c'è altro. Va bene, ecco, saluto. Ok, prego. Di base io sono molto concreto, faremo, io un sacco di cose le faccio, vede le strisce pedonali via Mazzini, vede, non so, i paletti super Vegateri, vede, non so, San Giacomo, tutti gli stalli di motocicli, in modo che l'autobus passi con un modo più agevole. Un altro bel risultato è quello di Via dell'Agro, come lei sa, era una mia battaglia da anni, quella è una cosa fatta, che era da 60 anni, 65 anni in quella casa abbandonata, tantissime cose, insomma, quindi è vero, quelle cose che ho fatto in genere non tengo, no, come l'emendamento di 350.000 euro che abbiamo preparato Bernobic e io, insomma, sono
sono cose concrete queste qua, solo che una volta che le abbiamo fatte non è che sto qui a ricordarle, no? Io ovvio faremo le cose nuove, no? Quindi queste io credo che sono delle ottime notizie. Ecco, ad esempio, non so se lei conosce la zona Via dell'Agro, vado in Via dell'Agro, si informi com'era 60 anni fa e oggi grazie a delle raccolte firma, un impegno intenso e forte, queste sono cose positive per la città e soprattutto per la zona. Ecco. Allora ci avviciniamo alla conclusione, abbiamo ancora un po' di tempo. Medau, secondo lei quando si arriverà alla individuazione dei candidati a sindaco? Perché adesso diciamo la verità, finita l'estate, dopo incomincia la baracca delle elezioni, insomma, quando si potrà arrivare appunto? Beh, io penso che la sinistra sicuramente aspetti di vedere chi è il candidato di destra per poter poi decidere i propri candidati, perché è ovvio, se i nomi che circolano sono dei nomi piuttosto importanti per quello che riguarda, non so, non facciamo mistero, la candidatura di Massimiliano Federica, che è un nome molto interessante, no, è ovvio che alla fine anche dall'altra parte un po' cercheranno di modulare, no? Quindi io penso che nel caso in cui fosse lui, io penso che dall'altra parte si abbasserebbe ancora di più la qualità del candidato, perché nessuno vuole andare a perdere contro uno così, insomma, no? Io penso che sarà questo il giochino, insomma, no? Noi abbiamo più di un nome, tutti nomi molto interessanti, loro immagino anche, però sa anche l'altro candidato sindaco l'altra volta del comune, Francesco Russo. Perdere un'altra volta non penso che lui sia d'accordo, insomma, no, però io penso che dipenda molto da questo. Ovviamente più di tanto non si andrà, quindi insomma, sai, i nomi circolano. Verosimilmente prima di dicembre, insomma, anche perché... Sì, io penso di sì, dai, penso di sì. Già, si può andare fino all'ultimo, per l'amore di Dio, sì, però, no? Però già a dicembre si comincerà un po' a concretizzare. Io tempo addietro, in una trasmissione, non mi ricordo adesso quale, avevo detto questo fatto qua, ho detto guardate, secondo me il vostro candidato verrà dopo il candidato del centrodestra, e proprio Francesco Russo mi fa nel modo più assoluto no, noi lo decidiamo subito, compreso anche Riccardo Laterza, aveva detto no, vogliamo decidere subito, e capisco, insomma, però non penso che si deciderà prima del candidato. Insomma, sarà questo giochino, dai, io te, una cosa del genere, insomma, vediamo. Allora io ringrazio Marcello Medau per essere stato con noi, piacere mio. Ancora Arturo Governa, ringrazio anche i telespettatori che hanno chiamato, vi ricordo che Sveglia Trieste torna lunedì della prossima settimana a partire dalle ore 7, noi ci vediamo alle 13 per l'anteprima del telegiornale, alle 13:20 per il telegiornale meridiano e alle 19:30 per il telegiornale della sera. Buona giornata a tutti e arrivederci. Grazie, buona giornata e buona domenica. Domani.